Che facciamo, Fra, andiamo? Andiamo. No. Vedete qua, questo è uno scombatto. Quale campo andiamo? Maria. Non lo so. No, che Maria. Ma Maria fa che? No, LSD eroina, raga. Sì, facciamo una delle due, dai. Andiamo... Ah, giusto. Sono confuso, eroina era. Oh, 5 8, Va. Heroin. Sì, andiamo. Andiamo. Ah, Maria dovevamo pushare. Mettimi il ping. Eh? Mettimi il ping. Mettimi il ping, per favore. Un attimo. PS 518, vai. Grazie. Figurati. Vai, pezzi. Ragazzi, vado un attimo nei pensieri, torno subito. Vai. Cazzo, dovevamo fare il campo ieri. Oh, dopo che abbiamo fatto ieri sera eravamo caldi come non so cosa. Lì sì che c'è da fare i campi, eh. Porca tre. Lì. Mamma mia, ieri sera quanto pazzo. Oddio. Ah. Questi che sta dietro sono sempre di nostro, vero? Hanno un'altra macchina. Ok. Sì. Pesce per tutti, ieri sera. Prendiamo qua un attimo, ragazzi. Sì, Fermatevi a... Tutti d'angolo. Chiaro. C'è gente, C'è gente? Sì, c'è la macchina là. C'è gente? Vero, ma non vedo nessuno muoversi, sinceramente. Io vedo auto nella montagnetta. Sì, auto là. Ma potremmo comunque passare e poi ritornare, raga. Oppure andiamo di qua. Andiamo diretti in montagnetta, scendiamo e vediamo com'è la situazione giù. Usciamo subito, Ok. Aspetta che uno nei pensieri è tornato? Vabbè. Eccomi, raga. Dai, Fra, va, Vabbè, andiamo. c'ho il silenziatore ai campi, ma vabbè, dai, fa niente. No, che fa? Cosa? Quasi lo metto nel baule, tanto mica me la perquisiscono. No, chiudi, mettila sotto, va. Ma quella macchina mi è Metti un familiare, F4. scusate. Corde basse, raga. Ragazzi, quella macchina mi sembra la macchina di Pablo. Ma no, se ci sta lui è un pezzo di cacca. Oh, qua c'è un'altra macchina. Full, ok. Vediamo se sono full. Rifate l'azione 518, a posto. Ah, ma che palle, oh. Mi sa che vogliono rifare l'azione qua, raga. Oddio. Nessuno vede qua. Non so, però se hanno scritto di fare l'azione. Non lo so, Dica. Come hai fatto azione qua? Sì, però la volevano rifare, quindi boh, non ho capito bene, io sto aspettando, non lo so. Ma sono andati via, penso. Se sono andati via allora potete fare. Anche perché la macchina lì Fate, sopra se non sono c'è più, andati via, penso. fate. Oh Gianni, che cazzo di fine hai fatto? Ritorna per favore. Va, attenzione. Non ci sta nessuno, fra, comunque. Ecco perché eravamo un attimo titubanti. Big? Sì. Ti cancellano il veicolo? No, non è... cioè è aziendale. Non ci sta nessuno. Sono al centro. Vuoto, raga. Cazzo si raccoglie qua. Quanto ne manca? Boh.
ne abbiamo 150, non so se ce n'è altra a disposizione. Già. Quella di ieri che abbiamo 400. L'hai calcolata? Poi chi è Vincenzo? Vito. Raccogli ostaggio, prima che ti spara in testa. Veloce, fra. Cioè, fra. Oh, chi sta sulla montagnetta? Chi sta sulla montagnetta? L'ambulanza, l'ambulanza. Ho visto un altro correre. No, sì, è dei nostri. Ah, a posto, a vedetta posto. nostra. Va, buono, buono. Prendete le sviste, sei di voi qua a terra. Scusi, lei l'ossaggio non può parlare, ma che tipo di ossaggio è? Mi scusi. Anzi, io lo invaglierei proprio la prossima volta, sto qua. Oh, Camus, benvenuto. C'è nessuno, Però come potresti detto? anche venire... che ci dove è andato quello No, che no, stava? uno che va a fare la vedetta, raga. Se volete posso andare io. Se volete posso Vabbè, andare io. mettiti Vai, vai. la macchina come protezione, tipo. Vai tu Anto, vai. Camus, non Chiudi puoi la entrare. Brabus in caso che c'è un silenziatore dentro. Sì. Oh Gianni, Grazie. basta lavorare, Sento vieni a auto, raccogliere. sento vai. auto. Sto salendo la montagnetta, no, forse. Perché lo togliete Com'è? il silenziatore, Andy? Aspetta. Mi sembra di aver sentito qualche macchina. Beh, dice. No, ok. Che devo dire? Ho chiamato. Più dentro la serra. Grazie mille per il suggerimento. Ci sta, fra. È solo che c'è un po' di gente. Big, vogliamo fare una cosa, vogliamo fare che quando arriviamo a Grazie 50 mille. tutti uno porta via tutto. Sì, fra. Sì. Meglio che se no arrivare a 100 poi sicuramente ci pull uppano. Bravo. Come è già capitato. Chi ci sta? Tipo il 359. Fra, sinceramente non so bene, però mo vediamo. Comunque, questa è una facendo azione, sono sparito. Uno che si va a fare il giro e controllato pure dietro, se ci sta gente. Boh. Dietro da questa parte. Dietro sta casa. A Porcile dici? Qua dietro, qua dietro. Sì, Sta ma casa non sta qua. penso, se no Allora, sarebbero già usciti per come sono. E chi lo qua. sa, è arrivato fino a sotto quasi zona rossa, vedete se c'è qualcuno là fuori. C'è uno a terra. Ah, c'è ecco. Ma, Sentite? Sì. C'è uno a terra qua. Guardo, requisisco, intendi? No. sei in zona no, rossa, no. puoi. Vai. Allora, Gabri dice... No, Ho chiamato la poli. no, gli hanno preso già tutto. No, aspetta, guarda se c'è il mio. Amo? No, non c'è Oh. più il medico, ragazzi. Dimmi. Oh, sbaglio e sento un elicottero. Sì, Sento elicottero, elicottero raga. io, Sì, ci passiamo. Come non so Attenzione dire, che vieni non qua sia- e ci andiamo, amore. Andiamo a vedere. Vabbè, questo lo lascio qua, raga, Ok. cazzi suoi. FDO, raga. Vai, ci vediamo. Come FDO? Guarda sopra, fra. È bianco l'elicottero Dov'è? nero. Sopra, verso la città. Verso, diciamo, sud. Oh, chi ce l'ha Andiamo vista? via, certo. Ma è FDO? Mi sembra di sì, in realtà. Non è FDO quello. No, non è FDO quello. Sicuro, fra. Sì, invece. Sì. Un tizio, vabbè, posso farti una domanda, vai. Andiamo via ragazzi. Ah, sì, andiamo via, fra. Sono in 16, probabile che blizzano. Vero. Sì, possono venire bene. Andiamo. Sì. Si va a consegnare. Ma molto fuori. Quello lì è FDO, sai che non ci avevo mai fatto caso. Non lo so se è FDO, raga. Non lo so. Ma no, Sembra non è polizia, FDO, oh, raga. è bianco e Ma no, ma azzurro. la polizia è tutto azzurro. Oh, raga. L'elicottero è questo qui. Secondo me non è FDO per niente. Scende. Anche perché è un altro tipo, è un altro tipo, quelli di FDO hanno un altro tipo di elicottero. Raga, ma quella macchina? No, quella di prima. È già la prima, siamo arrivati. Oh, andiamo. Spara, Ah, Vito, sta. ma che si passa? Oh, Aspetta, io ho un po' di droga, aspetta. Scendere questo. Andiamo e Vabbè, ci ci vediamo al avviciniamo. 456 di nuovo. Vai. Ostaggio, entra in auto, per favore. Comunque non è FDO, È atterrato? Stanno atterrando. Macchina?
Vicino a vedere se è FDO o no. Non è FDO, solo poco. Vai. Non è FDO, non è FDO. Sono due. Oh, compa! Maestro! È un attimo pericoloso perché atterrare qui per Sono in strada. 4. Sono in 4. Cazzo non frega a me. Vabbè, Tu sei non è del bar, mega, però. Fry, tu sei del bar. Torniamo. Ma? Sono fatto tre. Sono in 4 dentro l'elicottero, raga. Avevo ragione che non è FDO, vedi? Sì, vero. Ma strano, non ho mai visto l'elicottero bianco e... Mamma che frenata. Oh. Chiude la macchina, ok, chiusa. Sì, sì. Ostaggio. Dove sta l'ostaggio? Distribuiscono, Sono basta. scesi, occhio, eh. Ah, boh, Andiamo nelle posizioni. Chiudete le altre. Qualcuno ha una benda? Che ha sparato? Arrivano giù. Sono dentro, sono entrati, sono dentro, da sotto da porcile. Solo porcile, sono là, basta. Ho visto la macchina scendere là. C'erano anche quelli in elicottero, allora sono 8 totali, mi sa. Si è messi male, non si è messi bene nella posizione. Porcile? Sì, me ne fuggo. Sì, dai, vai a ostaggio. Ce ne andiamo? Hanno atterrato uno dei nostri. Ce ne andiamo? Meglio uno che tutti. No, meglio no, dai. Ma ci siamo solo noi, raga? Ci siete? Ci sono. Sì, c'è anche uno sotto, due. Che volete fare? Da dietro, raga. Per dell'elicottero. In campo, lì davanti. Ho visto due dietro una casa grigia, un cazzo. Finire. Oddio, qui è pericolosissimo. Che cazzo, che palle. Da dietro anche? Dalla montagna sotto. Sono in due. Cazzo, non l'hanno fatto là sotto. Sopra arriva qualcuno, non credo, ne? No. C'è qualcuno sopra? No, sopra di noi no. Quanti cazzo è rimasto? Solo 4? Solo noi penso. Sono in 4. Cioè, credo... Chi stanno gli altri, raga? 3 amici. Qui c'è qui. Ma sembra un po' difficile, fra. Big? Penso stia a terra perché è scritto in azione. qua a sinistra da me. Sta correndo. Dove sta? Non vi affacciate, è dietro questa casetta qua a sinistra. Che palle, oh. A parte noi 4 che siamo qui, è rimasto qualcun altro? No, ok, sono in 4. No. Ok, sono morti in 2 allora. Uno lì e l'altro. Sentivo una mezza voce. Non c'è nessuno di qua, boh. Sì, sto guardando qua. Dentro dove c'è la droga. Di destra, ragazzi. Macchina? Questa è l'ambulanza che arriva. Stanno mandando via. Quindi dove cazzo sono qua? Ma avete visto quanti sono più o meno? Forse 3. Perché vedo uno a terra con i pantaloni celesti. Chi è? Stava già? Cosa? Lì a destra è uno dei nostri. In strada.
in strada. Ma tancato. Non vi sporge, non ti sporge. Attenti, non vorrei che salisse sopra. Guarda, vedi che spara, vedi che spara. Dove sta al centro? Dove stanno al centro, raga? Non c'è nessuno ora, mi pare, al centro. E dove Uno stanno? sulla Dove stanno? sinistra, ragazzi. Sulla sinistra, sulla strada. Almeno uno. Che altrimenti proviamo a fare il giro. Più alto verso il basso, dici? Troia. State facendo il giro voi? E io sto verso destra, potrei fare il giro. E io sono con lui. Elicottero. Ok. Sì, provate a fare il giro. Avvisate 5-7 metri. Stiamo girando le Vi sale. copro le spalle, vi copro le spalle. Ce la fate fare in giro? Ah sì, vedo, ok, vedo. Mitch, tira proprio un colpo per sentire che sei lì, tipo. Così magari non pensa che stiamo facendo il giro. Ok. Qua dietro porci. Sì. Cosa? Fatto. Sei buono. Vediamo se magari riusciamo a... Oh no. Ma chiamiamola finita, va. Pari non salame fra ci sta, ma vediamo che è rimasto. Chiamiamo finita. Para 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 param, para pa para pam pam para. Prepariamo infinita 2. 7 morto. Bene, dove io sì. Che cazzo ne stanno? No. Puttana. Mannaggia, raga. Bello figo. Boh, chiamiamo finita. Babba. Oh, che cazzo chiama? Finì bella. Finita 2, bello figo. Finita 1, Gianmarco. Bellino. Vabbè dai, ci stava comunque. Basta, va. Finita 5. Caro, è finita? Rossi 1, 2, 3, quelli e 3. Cioè l'altro, quello rosso no, gli altri due sì. Dimmi tu quale restare, vai, vieni con me. Ma ne chiama seri. Babbo dai raga, ci sta. Sì, spariamo a caso. Vabbè. Questi
Ma vediamo un pochettino come va a finire. Poi, che sta? Allora. Ancora. Ah, pure il tale. Non si sa, non lo più lo stesso. Molte intellettuale bene. Che cazzo? E niente, però. Le curiamo? No, no, aspetta. Ma pure la scheda. Sto solo spostando, sto solo spostando. Va, medico! Forza! Ragazzi, tutte le chiamate che arrivano al 518 ci siamo noi. Mike 1. Se dovete lottare? Ma non andiamo, ma forza! Grazie mille, anche io con voi, raga. Vado a prendere cose alimentari, sbagga tu. Ok, quanti erano? Boh, sta pure un altro là a terra. Non è finita, cioè è finita, ma ti deve lottare. Sì, 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 aspettate, aspettate. Dimmi quale fare per prima, Sì, aspetta. Lui è già lottato, Puoi fare... Questo qua. Questo? Questo qua, quello che è sotto di me. Questo? Ragazzi, questa qua era Sì, con voi sì, o sì. con il viola? Ok, vai da allora. Eh? Ragazzo mascherato? Sì? Questa ragazza era con voi o... Mettilo a terra, fammi vedere. No, no, non era con noi, aspetta un attimo. Ok, uno. No, fra, in Ah, metti insieme a questo che realtà non si sa. nessuno è solido Dica di l'altro noi. che posso curare. Preferiamo scegliere gente c'è che anche un ragazzo non con voi o- città Questa a Può- città. Cioè, può vuol restare dire, qua. cazzo città a fare in un giro del Medico, genere. resta questo qua. Questo è competitivo ancora Guarda ancora. questo. Cioè, capito? Se perdi non ti succede nulla, capito? Ancora. No, perché l'hai messa là? Ma non c'è un cazzo. Ah, allora la butti via. Ce la portiamo con noi la signorina. No, no, no. Sì, adesso- poi ricoverate. Dai, ma anche il borsone. La tiro ma su, posso siamo tirarla su? seri? Sì. Ma siamo seri anche il borsone? Quale dei due? No, io il borsone non l'ho tolto, il borsone. Ma state seri il Non c'era borsone? bisogno di prendere tutto, telefono, radio, tutto? Serio? Sì, è finito, aspetta un attimo. Cioè, seri davvero? Il telefono, radio? Vai, puoi restare pure a questi, L'anno fuori si era buggato, Ah. ma io non ho nulla. Signorina, tutto a posto? Lo so, me l'ha detto signorina il bella? tipo, non è... Ma chi è quella? Christian, vattene a fanculo. Cioè, ma c'era Non c'ho il capo, t'ha fatto venire il tuo amico. La radio. Salve. Ho sbagliato, l'ho lasciato all'amico vostro, calmi, c'è l'amico Ma a posto. vostro, te l'ha scritto pure. No, qua, dove vado? Siete in quattro ragazzi, voi viola? Oh, raga, aspetta un attimo, ti voglio dire solo una roba. Solo una roba. Ragazzi, ci sono altri No, feriti no, sulla solo una roba, montagnella raga. lì. possiamo Sali curare? in zitto, Però il borsone non lo potete tanto usare, che senso ha toglierlo? Sì, lo Vabbè, so, ho andiamo, sbagliato. Ma io non ce l'ho, io non ce l'ho. Manco io ce l'ho, manco io ce l'ho. C'è un altro più avanti, sta a terra più avanti. Di qua penso. Dove, dove? Vi seguiamo. Mi seguiamo. Eccolo là. Io non l'avevo visto. Ho visto la signorina ma ha sbarellato. Lo so, avete pensato alla signorina, non al giovanotto, lo so, lo so. Fermi. Cioè, dire io, c'è un borsone che manco sapevo averci in effetti, fermi, che sto verità. Dai. Se puoi metterlo per terra, però, per favore. Sì, come no, scusami. No, tranquillo, infatti mi Tieni. sembrava strano. Ma mi sono sbagliato la fretta, che c'ho fretta, No, scusate. sta qua un borsone. qua. Ah, ecco il borsone, aspetta a vedere. Io comunque, vabbè, Io ce l'ho, chi ha chiesto il borsone? Ora parliamo, ora Però parliamo. comunque... Ciao, No, ciao. Ciao, ciao. Dov'è il mio borsone? Ma te è il tuo questo? No, ora... No, sì, io l'ho preso il mio. Ragazzi, possiamo prendere difesa. Io non ho un borsone, non ho il mio No, borsone. aspetta, zio, Aspetta, guarda che stavo aspetta, senza zio. Oh, possiamo andare a difesa, che tanto già avete una pistola. Appunto. Uscite, forza. Aspetta che finiamo.
Ma qualcuno ha il mio borsone, raga? Ma avete Cos'è perso? questo? Dove sta il borsone? Posso Se lo fa prendere? Posso prendere? prendere? Oh, avete No. perso? Eh sì. E io il mio, questo non è manco mio. Vado a prendere la macchina, però. Ma tornate, siamo in due noi. Questo è il mio. Ecco perché dico, però anche se facciamo i campi, comunque c'è gente che è molto molto solida e non si può fare nulla, capito? Purtroppo. Che hanno per i dispositivi? Si vede che non possono permettersi. Andiamo. Che schifo. Mamma, serio, fra. Ma a parte che poi c'è della roba che tankano che boh, non capisco come fanno a tankare così, non... No, ma tu cazzo mi vieni a prendere tutta la roba, mi vieni a prendere... Sì, sono dei bambini, sono dei bambini. Vediamo questo. Questo ce lo fa aprire, raga. Ragazzi, a me quello là me lo fa prendere all'infinito. Ne ho 8. non prendi il prendo. borsone, il tuo e prendi il borsone. Sono buggati, anche a me me lo fa prendere all'infinito. È buono, prendeteli e mettetevi ecco da il mio. parte. Ecco E non si possono usare, fra. Sì, Vabbè, sì, il tuo, sì, questo è il mio. Io lo sto prendendo all'infinito, ma me ne metto 5 a casa e ci do grazie. Ah, ok. A posto, andiamo, raga. Dei bambini, davvero. Mi hanno preso pure il mangiare. Salite tutti, salite tutti. No, a me mi hanno fatto da lontanissimo. Anche a me. Mi hanno preso la corda, la GoPro, Cioè, l'esca. tutto, L'esca da Andiamo avanti i caccia. borsoni, andiamo. L'esca da Andiamo. caccia. Raga, chiudete i borsoni, però non lasciateli Aspetta, aperti. infatti, aspetta. Chiudeteli tutti quanti. Ma sì, ma che stanno qua, cazzo ne frega. Vabbè, come? No, chiudeteli se... Sale, sale. se Non, potete non posso chiudeteli. chiudere, non posso chiudere. Io l'ho chiuso il mio. Non si possono chiudere alcuni. Io l'ho chiuso. Dovete trovare il boss. Vabbè, dai, andiamo. Che bambini, madonna. Ma chi Cazzo era? pure la radio, cioè, voglio dire, che cazzo fa? Radio, telefono, tutto. Ma chi erano questi, raga? Boh. Dei cheater stupidi. Chi? dei vestiti- gente stupida. Non volevo, diciamo, puntare il dito, ma dei vestiti mi sembravano tipo su Erano... Ceceno. Ce li potevamo fare tranquillamente, Mamma però. mia, Cecena Perché no, ragazzi. No, non penso siano loro, infatti. Ce li potevamo fare tranquillamente. No, vai al 456. Eh? 456. Vabbè, vi lascio qua che devo staccare. No, prendete questo, vai. Ah, boh, vai, vai. Uno che guida. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao, Fra. Morti di fame davvero. Dobbiamo togliere le Pezzenti. maschere. Ah, boh, dai. Che fa? Mi ha tancato 2 colpi in testa e non è cominciato a giurare. Ma alla fine ho visto che sono rimasti 2 dei nostri contro uno, giusto? Eravamo io e Kiki, sì. Gli abbiamo sparato entrambi 2 colpi in testa e c'ho la clip. 2 colpi Non in testa sono voglio entrati a esagerare, le avete sparato forse 30 a coca sto qua. No, ma citavano. A me un colpo ha sparato da lontanissimo e mi ha buttato a terra che manco la testa mi si vedeva che ero quasi Sì, scollinato. ho visto Come all'inizio. faceva a sapere che io ero là e mi ha Ah. fatto. Proprio all'inizio, quando abbiamo iniziato. Aspetta, ora io guardo la clip, perché c'ho la clip. Vai, vai. Ah. Lasciamo qua fuori? Che palle, perdiamo queste puttanate. C'è qualcosa da mangiare per caso? No, ma ha luttato tutto. Mamma mia, che palle. Mo dobbiamo anche andare a prendere radio e tutto. Ma in realtà il cibo non te lo possono prendere. No, ma anche i soldi sporchi ne hanno preso su. No, vabbè. Vabbè, quelli là forse sì, ma il cibo no. Da quello che ricordo non potrebbero, vabbè che tanto non erano un cazzo, però sai com'è. Lasci, non bocci. Va bene così. Non
c'è il telefono, quindi non posso chiamare nessuno che mi porta il cibo, che palle. Vuoi un panino? Sì, No, per nella favore. nella mia clip no, ha sparato 6 colpi prima di uccidermi. Grazie. L'arma sta di prendere, ca? Non so Big, dove sta? Non c'abbiamo più la radio. No, che palle. Poi Big. Cioè, a me mi hanno preso l'esca da caccia, raga. Ho preso un panino. Oh Big. Ok, stai qua. Stai qua. Cioè, ti rendi conto, Big, mi hanno preso l'esca da caccia? Non se la possono permettere, penso, però per fare così. Che cazzo. I should move. I don't wanna take your time. Sì, siamo 4, siamo 4. 4 è andato via. No, grazie. Non riuscirò mai a prendere... Io devo posare tutti questi borsoni, me ne ho preso un po' almeno. Mollate i telefoni, mollate i telefoni! Sì, guarda che ho preso più radio, telefoni. No, li ho presi io, scusate. Fatemi tornare alla civiltà. Non me ne ero accorto, scusatemi, raga. Tranquillo. Stanno qua per terra. Ma di nuovo, un telefono mi serve! Grazie. Qui ci stanno dei colpi per terra, raga. 80, non so dove sono. Ogni pistola aveva 80 colpi sotto. Sì, mancano i colpi. No, io ce l'ho. Me l'ho preso. Check radio. Amore. Sta nei pensieri forse. Ecco. Oh, che palle. Para. Momo. Dimmi. Hai preso i colpi da terra? Io sì, ho presi. Ho preso uno. Ok, ecco. Ecco perché. Vabbè ragazzi, io stacco, va bene? Ci becchiamo più tardi. Va bene, Big. Dopo Per i soldi puoi chiedere a Camus. Quali soldi sono? Quelli delle rapine. Ok, quando ti dobbiamo dare? Devo controllare, sono un po'. Ce l'ho nella moto. Io vado un po' Ce a l'hai lavorare. sporchi? Sì, ce l'ho sporchi in moto. Dai, se devi andare non ti preoccupare, tanto non mi servono ora. Va bene, ora comunque tu devi fare una cosa, devi prendere una casa e ti mettiamo noi dei 3 milioni puliti e poi tu devi usare quelli soldi. Quei soldi. Sì, Camus mi ha detto che dobbiamo prendere la casa insieme, la dividiamo, ha detto, penso. E quindi mo stiamo detto che nel caso cercavamo la casa, però non è entrato Ma per la casa niente. ideale funziona? Boh. Se no ti do i chiavi alla 508, ti metto una cassaforte là col codice. Vabbè, dai, no, mo mi gestisco così, magari la troviamo una. Va bene, dai. E poi stasera facciamo più tardi, facciamo tutto, va bene? Quando vuoi. Ne vado un po' a faticare, metto un po' l'officina a faticare. Se qualcuno ha dei dubbi in officina chiedete al video che sa fare. Sì. Va bene. Va bene. Dai raga, io devo staccare. Ciao. Vito, l'unica cosa che ti volevo domandare è le fatture, cioè quelle scritte in applicativo. Sì. Ti prendi un format di quello nostro. Ci metti i tuoi tag invece di quelli nostri. Ma a un minimo, cioè devono spendere un minimo per fare la fattura lì? No. La fattura lì esce quando loro fanno l'ordine, capito? Ah, ok, quindi la riparazione tipo no. No, quello è automatico. Cioè, quando tu imputi manualmente i dati, non serve. Ma Ok, se quando è invece... là sopra, sì. Sì, la fanno loro da solo, sì. Ok. Che altro dovevo dirti? Niente, imputi quello della fattura, quindi tu che fai? Aspetta che apro la macchina. Abbiamo richiuso di nuovo. Apro.
A posto. Che dicevo? Ah, ok. Praticamente Scrivo quelle che si sono prese, scrivo Sì. l'importo, scrivo il lappato e scrivo a chi lo sto facendo. sì, Ho capito. ovviamente non segnare come è completato l'ordine, altrimenti poi non hai più i dati, capito? Quindi segni prima la fattura in applicativo e poi fai segno a come è completato. Ok. Poi man mano vabbè prendi dimestichezza con sta cosa. Sì, ma io avevo pensato all'inizio, tipo, faccio un paio di screen, così magari. Vabbè, no, tu lasci l'ordine non completato, lo lasci ancora sul tablet. E poi quando praticamente lo segni sull'applicativo lo segni là come completato e va via. Ragazzi, devo un attimo assentarmi 3 minuti contati. Anch'io. Però Vado ora un attimo e torno. sì, però entro in officina così almeno. Vabbè dai ragazzi, io stacco. Va buono. Ciao. Ciao. Ci vediamo dopo. Ciao bello. Allora, questo togliamo. Questo togliamo. E anche questo. Buono. Mi fermo un attimo qua, fra. Vai. Allora, ragazzi. Oh Gianni! Abbiamo preso il campo, fra 3 di loro ci hanno distrutto. Eravamo 6 o 7 se non sbaglio. Big come è uscito da dietro al muro, si è abbassato sotto la montagnetta. Un secondo, proprio il tempo di arrivare sotto la montagnetta, pam pam, a terra, fra. E un attimo arrivo. Vado avanti. Ok. Allora, vediamo un poco. Motore massimo. Freni massimo. Trasmissione massima. Sospensioni massime. Armatura massima. Turbo. Poi. E già stiamo a 27.000 col full kit. Poi Sì, la punto sì. oscurati. Un bel colore glielo cambiamo? Sì, ovvio, quello è poco ma sicuro. Facciamo un bel colore. Assetto, ovvio. È così che ne pensa? Beh, così mi sembra una G. Se le posso consigliare, forse le ruote dentro, queste qua davanti, non le conviene metterle dentro. Così? O un po' più fuori, magari. No, troppo. Ok, un altro po' più dentro. Ok, magari fa la stessa cosa quelle dietro. Così è più impostata. Magari quelle davanti le sposti più internamente. Tipo così. Può provare per vedere come le va, se le va meglio. Se no le lascia classiche e non corre nessun rischio. Verniciatura, vediamo il cromato, dai. Cromato, ci sono tanti colori, in modo camaleontico pure, se le piace essere abbastanza appariscente. Che senso camaleontico? Che cambia colore in base alla luce, se lei va a vedere ci sono vari tipi di colori. Proprio nelle opzioni, se va a scegliere, può vedere dei colori camaleontici. Che magari con la luce può cambiare colore, per essere un po' più appariscente in città. Ma si possono fare degli involucri, cioè proprio livree? Come? Si possono fare delle livree? Sì. Le livree solo se sono impostate dall'auto già. Dall'auto, solo Sì. se l'auto già ce l'ha. Ne ha a disposizione. Non penso la punto le abbia, sinceramente. Ruote. Pista, ovvio. Belle, molto belle già così. Già cambiano un'auto, ecco. Molto belle così, sì, mi piacciono. Ah, sì, vero. Qual è il suo colore preferito, ecco? Aspetta, eccolo qua il mio colore preferito. Buabulu. Top. Top. Dove cazzo sta? Ah, qua.
Paparapam. Ah boh, io devo andare assolutamente a prendere roba da mangiare. Oh. Se poi me la avvicini pure a me, Vic, me l'hanno presa. Sì. Grazie, anche un panino al volo. Ah, beh, figurati. Oh, vedo un attimo chi ci sta. E vado un attimo. Sento pure il cibo prendono. Senti, vengo con un'altra macchina, faccio il full kit a un Audi. Va bene. Però sappi che non le costerà 27k come ha visto qui, Vabbè, quei soldi ce l'ho al momento. Meno male. Ah, saranno i soldi che ha preso da qualche campo, da qualcuno. Sì, sicuro. Io cerco il più possibile di invogliarli a farli spendere di più. Beh, giusto. Anche perché non so se ti ha spiegato Big quanto è che la paga qua, ma prendi il 10, cioè 10.000 euro per un'ora di lavoro più qualche bonus sull'ottima produttività. Buono. 10k al Senti, giorno, non è male. per quanto riguarda tipo il motore, no? Ok, se loro prendono il motore tipo l'ultimo, mi esce il tipo V8, cosa mi esce scritto? Perché l'ho visto ci sono molti motori. No, tu dici i motori tipo le modifiche da V12 a V6. No, ad esempio quando vanno a scegliere il Motore. motore. Sì, Ok. che metti livello 4. Ok, quale sarebbe? No, sempre modifiche prestazionali, ti escono sempre là in elenco. Ok. Sì, no, tutto è sempre modifiche prestazionali, cosmetici, verniciature, quella roba là. Ok, vado a vedere un attimo qui. Vai. Quindi parti prestazionali, no? Sì, sempre quello. 7 ruote veicolo, turbocompressore, kit verniciatura, questi. Quelli là invece più particolari, V12 eccetera. No, ma neanche turbo metti effettivamente, cioè se uno mette il turbo alla macchina, non prendi turbina, metti sempre potenza. Ok, quindi il motore tipo L4, V6, V8, V12 non mi interessano. Niente, no, quelle là sono modifiche, diciamo, un po'... Tuning. Fuori, sì, fuori. Ok, quindi e invece trasmissioni pure? Trasmissioni, sì, sempre potenza. Tutto quello che diciamo, implica il motore, tutto potenza. Cosmetici. Verniciature, quello che è. Okay. E poi Diciamo che a me mi interessano i primi 2, 4, 6. Sì, diciamo. sì. Poi tu che fai? I kit di riparazione, che quei cornuti si sono presi prima. Te ne prendi 5 o 6, te le tiri in inventario, così tu quando devi fare una modifica al volo te la fai senza che vieni qua ogni volta. Ok, ora me ne Sì. prendo un paio. E questi sono soldi che scala da me, giusto? Non da voi? No, questi qua sono soldi che scala dall'azienda. Ah, ok. Sì, tu effettivamente non metti i soldi, l'azienda ci mette i soldi e tu ovviamente poi con la fattura recuperi tutto. Ok, e invece trasmissione a VD, RVD, FVD non mi interessa manco. No, neanche quello là è quando con le modifiche tuning fai la trasmissione, cioè sposti la trazione avanti, dietro. Vabbè, comunque il 90% prendono solo kit riparazione, parti cosmetici. Sì, tu dovrai prendere solo kit riparazione fino al massimo a 7 ruote veicolo. Il resto niente. Ok. Sì. Quindi e anche questo devo fatturarlo là, in base a quanto esce? Ok. Sì, quando uno fa l'ordine là sul bancone, tu metti col tablet, installi i pezzi e poi metti la fattura sull'applicativo scrivendo, sai, niente, quello che sta scritto nella fattura che devi fare. Targa, cliente, quello là. Ok. Ciao Andrea, benvenuto, fra. Ciao. Allora, vediamo un attimo. C'era Tonino confuso. Your call has been Oh no, forwarded mi ha to an mollato. automatic. Vabbè. Vediamo se c'è quest'altro. Best friend. Difficile. Your call has been. Nick. Bello per Nick. Che fine ha fatto? Your call has been. Ogni quanto posso mandarlo questo messaggio? Ah, se provi a rimandarlo, ora ti dice quanto tempo devi aspettare. Prova già a mandarlo. Dovresti aspettare credo 30 secondi, una roba del genere. 60 secondi, ok. Sì. Beh, vado a prendere qualcosa da mangiare.
Vediamo. Vai. Ti va bene tutto, sì? Ti va bene qualsiasi cosa? No, io nei pensieri. Eccomi. Ah, ok. Eccomi. No, dicevo, va bene tutto qualsiasi cosa? Sì, basta che il cibo. Vabbè. Mitch, qualcosa da mangiare ti serve? Sì, se riesci, sì. Vai, vengo anch'io, dai. Ok, non so se c'è qualcuno, vedo che nessuno ha... Proviamo ad andare al Bahamas. Ok, arriviamo fra. Al Bahamas, ok. Dovrebbe essere di qua. Oddio, qua. Mamma mia, che palle. La zona dell'Imperiale sta diventando tipo la zona del centrale, cioè quando arrivi... Sì, è vero. Sì, ci sono i frame... Allora, credo sia di qua, giusto? Bahamas, sì, di qua. Ah, ok. Se no c'è anche l'ITRT Beach, anche che magari... Vabbè, Ma non so se c'è, sinceramente, vediamo. Vediamo, in genere c'è sempre qualcuno. Di solito spammano pubblicità senza sosta. No. No, non ci voglio credere. Non ci sta nessuno. Niente, proviamo il Bahamas. Bahamas è questo qua in fondo? No. Questo? No, te vai in questo qua a sinistra, lo vedi. Aiuto. Questo qua è romantica, credo. Sì. Ma non c'è nessuno. Sì. Qui. Se no in pizzeria, fammi vedere un attimo. Ah, scusa, fammi scrivere tweet locali aperti. Allora, dove ti ho messo il punto adesso è la pizzeria, la notizia. Ah, sì. Vediamo. Già da Valente l'ho usato. Vabbè. C'è buono miau. Niente. Oh Antò, mi faresti un piacere? Io praticamente è presente il campo che ci hanno allagato ieri. Fa provare a entrare, Aspetta. Io ho dovuto chiudere occhietti prima, no? E quindi sto morto là a terra con l'altro con l'RPG. Mi venite a prendere. Aspetta, scusa, vai. Fai uscire. Ti lasciamo là, là. Ci dovrebbe essere Vit e Mitch che sono in giro. Perché sono un attimo mi venite a in prendere. officina. Fatemi sapere appena state Te la sei svegliata ieri. Ma quale me la sono svegliata? Sì. Intanto se non fosse stato per la mia clip ora non ve l'avrebbero ridata la roba. Allora, ascolta un attimo, noi stiamo in macchina e nel caso arriviamo. Tu sei proprio all'interno della zona, vero? Sì, sto all'interno della zona, sto nella strada. Nella strada di giù o di su? Nella strada di su, quella là tra Porcile e la strada tra Porcile. Fatemi sapere quando state là che faccio il relog. Vabbè, dai, mo arriviamo un attimo e ti avviso. Vabbè. Possiamo prenderlo, sì, vero? Storicamente se trovi il bastardo ci spara. Ah, che palle, no. Quello. Vabbè, mo vediamo. Fra. Stiamo al fruttivendolo. Ok, vai. Un attimo, io sto lavorando, per questo non ti rispondo, Emi. Ci sta già una. Esatto, aspetta, non entrare. Ma è una macchina nostra, no? Gattino, vieni in su verso la salita. Ma il gattino è morto. Cioè, ma il gattino è terra morto, capito? Ah, è morto proprio? Sì, è morto per terra. No. Cazzo, questi ci rompono il cazzo, no? Sì. Vuole andare a piedi? Ma ora vado a piedi, fra.
Sì, no, è meglio, meglio. Ti lascio un attimo qua, tanto siamo smascherati. Qua lo vedo. Dove stai, fra? Torna, Vito, torna. Cioè, capisci quello che dico? Questi qua rondano i campi senza... vedi... Ma più che altro fanno avanti e indietro, non Bravo, possono farlo. da un campo all'altro, da un campo all'altro. Vai, gattino, per fortuna, fra. Sul cazzo sinceramente il campo di prima non mi ha proprio fatto girare il cazzo tantissimo. Ah boh, dai, capita, fra. Sì, no, no. Non tanto per il fatto che ci buttano tutti, quello. Niente, fra, cioè praticamente abbiamo perso un campo, tutto ci hanno tolto, il mangiare, le armi, il telefono e il radio, addirittura i borsoni di alcuni, qui ce li hanno ridati quelli. Boh, che cazzo ne so chi erano, stavano con un appunto normale. Comunque togliti la maschera, Gatti, se ce l'hai, che ti stiamo portando in ospedale. È vero, è vero. Oh no, aiuto! Ah, ok. Cosa sto vedendo? Aiuto! Aiuto! Sta bene, signore? No, non tu, stavo dicendo tu. Una mano per favore, aiuto, grazie. Un certo... Aia! 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 Grazie dottore, grazie mille. Aia, dottore, mi fa male. È il buio. Mamma. Andiamo. Oh, io dovevo ancora prendere da mangiare. Infatti. Ci vogliamo andare a fare una rapina come stiamo mo? Una bella gioiella. Oh, annuncio Obama. Fra, se non mangio muoio per terra. Vic, tu vuoi venire, altrimenti andiamo io e Mitch. O prendiamo dei Dove puoi fare, panini Vito? col negozio. Ma onesto no, fra. Allora, fai e te un negozio spara? Sì. No, bene, andiamo con la ponto però, cioè con la panda. Aiuto. Da allora anche a te serve cibo, Mitch. Sì. Ma niente. Eh sì, ci hanno tolto tutto, fra. Ma che sono sti cani? Ma non lo so. Ma non tenevano nessuna maglietta con qualche grafico? No, erano tutti vestiti per bene però. Dove fa il Bahamas? Fra, mi puoi mettere un punto per favore? Beh, effettivamente vestiti per bene è anche un piccolo pellettino, diciamo, Lo so. Però boh. Beh, uno di loro è tipo me ma con un cappello nero, non lo so. Gli altri erano tipo uno bianco. Non per sti cazzi. Ma boh, sì, capita, dai. No, mi credi? Sono troppo incazzato per il campo contro... Gattino, dov'è? Diamo un passaggio a quello, che forse è il mio amico. Li conosco un po' tutti la loro. Questo qua? Salve, cavo! Salve, buon uomo! Bar Smeralda è chiuso sicuro. Serve un passaggio, buon uomo? Sì, grazie. Un attimo che lo apro. Apritegli la macchina. Prego, vai. Vediamo. Ma dov'è il Bahamas? Compa. Datemi un passaggio qui, aspetta. Aspetta. Bahamas a destra? No, quello è loro. No, dovrebbe essere messa sulla spiaggia, sai? Vicino alla spiaggia. Andiamo al bar dell'avvocato, che te frega. Ma sì, va. No, lasciatemi qui più avanti. Sì, ma ci sta il qua? garage, questo qua del CC, mi sa. Caramba.
Sì, sta il garage. Non c'è il là. garage qua. No, non esce sulla cartina, però ci ok. sta. Vai. Ci sta il blip dove stava lo anche vedo. scorso mille. No, vieni, vieni. È là, Ti là in faccio fondo. vedere. Là in fondo vicino al cabinotto. Benvenuto, fra. Mitch, Sì. Ehi. Se vuoi dare un Fazio Infame dice che sei un Mitch bot. Sei un bot. Chi? Lorenzo Fazio. Fazio Infame. Digli che gli di se si ricorda di ieri quanto cazzo ha preso, va. No, ma t'avrà sentito già. Prendi il cazzo, va, bot. Vabbè, stiamo andando a prendere qualcosa da mangiare perché qualche pollo c'ha. Dove sta il gattino? Ho lasciato là il gattino. Ah, boh. Non è il gattino questo. Allora. Sì, è gattino. Gattino! Sì, gattino, gattino. Andiamo, dopo andiamo con questa. Ah, boh, andiamo a mangiare però per favore, sennò. Vai, vai. Guarda, gira qua a destra. A destra. Ah, ok, questo qua, vabbè. Questo sì, lo Cazzo, posso. non c'è nessuno, sicuro. Guarda. Salve! Niente. Non c'è nessuno. Ma ha scritto l'annuncio. E dove sta questo? Ma non c'è! Gattino, non c'è! Ah, boh, va. Ah, sta arrivando? Ecco. Sì, 7-7, va. 6-7-7. Mitch, te ne vieni? Andiamo al coso, al Bahamas, fra. 6-7-7. Ho messo il punto. Ah, è qua dietro. Ma non è questo. Sì, è questo. Ecco, non mi fa entrare. Non mi fa entrare. Aspetta un attimo, sì, vengo io. Aiuto. Ecco qua, vai. Let's go. Oh, gatti? La gattina è puffato. Allora, lì. Gattino! Gattino. Ti lecchi le palle, Eccomi. gattino. Andiamo, vieni, che non c'era nessuno Vai, qua. seguo. Qui dietro penso. Qua. Eccolo, non c'è nessuno. Guarda. Cazzo è? Aspetta, Qua. c'è un motore, vai, sì, questo. Ah, ok, Raga, qua. vi aspetto. Vai, vi aspetto fuori che nel Eccolo. frattempo faccio una chiamata, Vabbè, ti aspettiamo. Cioè, ci vediamo. Vabbè. Preta, per favore. Compa. My friend. Salve. Salve. Permesso, Salve a lei. Salve. permesso. Prego. Allora, adesso mi puoi fare un 10x10. Per... A me invece può farne 2? Certo. Cioè 2 10x10? Certamente. Ok, sì, perché devo portarlo a un ragazzo che cioè a lavoro con me. Allora vi offro un bel caffettino. Grazie. Un bel No, caffè, grazie mille. Poi faccio le fatture. Gentilissimo. Fammi mettere le cuffie perché non posso ascoltare questa musica. C'è un bagno che mi è venuto il cagotto? Sì, c'è. Allora aspetta un attimo. Vai, dammi il mio 10x10 così vado a fare il cagotto. Ecco qua, mi ha dato la fattura. Ok, perfetto. Allora. Ti saluta. Ti saluta Gali, fra. Salutamelo. No, te fra. A questo qua che deve andare a fare il cagotto. Comunque, dai, ci sta. Sta a posto, ragazzi. Abbastanza, dai, si potrebbe andare meglio. Vabbè, quello è sempre. Ecco qua. Bene, così sputo fiamme dal culo, perfetto. Grazie. Bella. Che stavo dicendo? No, niente. Un altro 10x10 non me lo può fare, Un altro, certo. Ciao, Radio. sì, perché devo Ciao, portarlo Radio. quello là in officina che vi ho detto, sai. Adesso PvP che ti scasso tutto. Nel frattempo bevo anch'io il caffè, va. Sì. Oh, pensa prima a darmi i soldi, compa. Non ho capito? No, era questo qua,
mio collega che non mi vuole pagare. Signor Big Savage. Grazie mille, grazie mille. Di niente, ciao, Sì, buona signor buona Big giornata e buon Savage. lavoro. No, non c'è. No, compare, è uscito poco fa. Perché tu non hai fatto dare soldi da lui? È perché tu sei referente per i soldi. Mi ha detto. Dove sei? Sei il deficiente per i soldi. Dove sei? Dove sei? Vengo in officina, vengo in officina. Perché tu sai che io non sono in officina? Vai, 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 vai. Mannaggia la morte. Come faccio a sapere? E certo che si sta in officina. Poi il gattino sta là. Lo lasciamo dietro. Dov'è? Oh, Dietro, dietro. Allora, piglialo, gattino. Piglialo. Arrivo, arrivo. Gattino! Fa miau 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 quando tocco la gattina, la gattina, la gattina. Gattino! Vabbè. Vengo al 647. Sì, qua sto No, arrivando. non voglio lasciarlo qua, chissà lo prendono. Vabbè, facciamo così. Qui sono. Io lo so. Micio. Miau. Andiamo. Allora. Sfondiamo tutto. Dov'è che dobbiamo andare? Oh, gattino. Andiamo in garage, andiamo in garage. Vai, vai. Stai calmo, non ti esitare. No, Fai. Dai, dimmi come vuoi sei normale, devo contattare l'avvocato, telefono wipato. Ma di un'email. Per favore. Ma anche perché mi doveva far sapere per una causa, mi sa. Qua. Andiamo al garage, C'è un garage, che No, facciamo? ma è Andiamo a fare- puffato. Ecco perché siamo saltati via. tipo. Qui ci vieni anche tu. Ah, Mitch è puffato un attimo. aspettiamolo. Come? Nel frattempo vado a cambiare. È puffato un attimo Mitch. Stava qua con me. Vedi quando poi rientro è venito, va. Adesso nel frattempo mi fai compagnia andiamo. che mi vado a cambiare. Vabbè, allora vado al garage, fra che prendo l'auto e raggiungo Camus. Ah boh. Com'è? Dicevo, vado al garage che prendo l'auto e raggiungo Camus. Vai, Sì, allora sì. mi trovi qua al negozio di vestiti più avanti sulla destra. Ma Mitch lo aspettiamo? Sì, certo. Vabbè. Io Raffaele, sono passato proprio ora dal Vamos. Ciao, scusami, sei Lori? Sei Lori? A me, fra? Sì. No, non sono loro. Dove sta? No, non sono loro, mi dispiace. Vabbè, ciao. Ma sì. Che cazzo Ai, fai? ai, ai. Cazzo, vai al contrario. Tu quello al contrario. Ma ti faccio vedere la testa al contrario. Mamma, però. Allora, vai dove? Oh, pure tu sei di bar, Sicuro. A quanti baresi ci stanno? Papà. Dai, Buffato, vieni qua anche tu al 647. Napoli, Bari. E infatti, vabbè. Aiuto! Ma facciamo una bella azione da c'è. Che? Facciamo una bella azione da c'è, proprio. Da CEP. Ehi. Centro stazione portafogli. Sì. Ciao caro. Aiuto. Allora facciamo una cosa molto importante. Andiamo qua. Una botta.
Bella macchina, ma giro di merda che fa. Cazzo di mouse. Qua. Vabbè. Mi volete male. Vito? Sto arrivando, sto recuperando il sistema qua. Mi sono incontrato, cioè non ho incontrato, mi sono imbattuto in un barese che mi voleva buttare fuori strada, fra. Il barese spara le fangolo. Oh, pizza e merda. Ci mi dirà fresca appena pescato. Bra, comunque ti devo lasciare anche il 10 e 10, però un attimo faccio un servizio con signor Camus. Allora, dove? Qua. Da. Vito, chi è? Chi è? Vito, chi è? Chi è? Raga, vi sta portando scemo all'officina. No. Io sto scemo. Mi sta seguendo, siete ha detto come si è permesso a passarmi a fianco, boh. Ma chi, quello là con la Giulia? Sì. È lo stesso che ti stavo dicendo io. Oh, Oi. Allora. Hai parlato con Big, ti ha detto qualcosa? Se ha detto prendiamo la casa, così ti lascio i soldi. Ma ti lasciamo i 3 milioni e ti lasciamo, ti me li mangio io. Te li mangi tu e giustamente poi come scompari 3 milioni scompari pure tu. Vai, ma mi ingaggiato. Non mi beccate più, spari sulla Lo città. stanno ingaggiando, raga, lo stanno ingaggiando. Che facciamo? Ci andiamo? Dove sei? Lo so, ma c'ho tutta sta roba. Gattino, dove sei? Lo lascio per terra, va. Un S6 mi devi dare, eh? Non risponde più, Gattino. Qua abbiamo un mare di soldi sporchi, se ci andiamo e ci lutano sono fatti. Prendi. Vai dentro, vai Guarda dentro. che c'è. Un S6 mi devi dare. Aspetta, fammi rifare il conto, che sono sbagliato. Faccio io, lo faccio. No, è giusto, va. Lo so che lo fai comunque, va. Che su ste cuse? Poi. Che su ste cuse? Mannaggia. Vedi? Non è un S6. 1.599.900. Pizza, ma non basta. Questo finanziere. Portane due là, va. Portane due. Gattino miau, ci sei? Stai facendo un go. Il gattino penso sia rimasto steso, però. Mi sa anche a me. Che cazzo è che chiama ora? Ah, non rompete qua. Peccato gattino. Niente. Allora, questo mettiamo qua. Oh, pesce gatto fritto? Ma? No, dai. Ma? Le ci dirà fresco di arancio appena pescato. E voi? Sì, trama la morte di me. Ma le cime di rapa non sono pescate. E niente. Vai piano che ti fai male il ginocchio. Oh, cacciso. Oh, comunque penso abbiano atterrato a gattino, Vabbè. Un gatto meno in città. No, dai. Pronto? Basta. Piano? Vabbè, dai, andiamo in officina a sto punto. Andiamo alla fucina. Vai. Andiamo. Sposta sta carriola. Pazzo. Non è la macchina, bene. Apri sta porcheria di garage, per favore. L'ha ucciso. Ma che cazzo hai combinato? Mamma. Apri qua, va. Andiamo in officina. Il ginocchio.
Vabbè. Andiamo. Salve. Un po' più indietro. Salve. Guardi. Ah, sono proprio LED, sì sì, spettacolo, spettacolo, l'abbiamo presa un mostro questa macchina. Ma Gattino dove sta? Perché non si muove? Non lo so, ingegnere, mi scusi, ma che cosa erano gli spari là fuori? Appunto, sì, quello là mi sto preoccupando un attimo. Vabbè, dai, ora faccio un giro. Gatti? Gatti? Gattino! Palla. Questo fa veramente male, veramente male. Ai 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 ai. Che botta. Dove sta Gattino? Oh, boh. Cazzo che botta, però. Ciao. Facciamo così, scriviamo qua. Va. Boh, stiamo in ospedale, facciamo sta corsa, no? Poi... Gattino non ce l'aveva. Oh, bravo! Ti servono... Ti serve qualcosa? Niente. No, vedi che non va. Va male. Salve. Salve. Mi dica. Senta, una domanda, ma per caso è venuto qui un tizio con Alfa Romeo rossa che portava in braccio un gattino? No. No. Niente. Negativo. Vabbè, niente, grazie. Almeno negli ultimi 10 minuti non l'ho visto. Negativo? Aia. Negativo. Carabiniere. Che vocabolario. Ah, questo qua se la gioca con le donzelle. Mi scusi? Mi sente? Sì, le serve qualcosa? Niente, la domanda, ma per caso di qui è passato un tizio con Alfa Romeo rossa, un gattino da curare? No. No, vabbè, No. ok. Sto provando a cercarlo, ma non lo trovo. Vabbè. Ah, sei serio, Fra? Aia. E niente. Ho distrutto tutta l'auto. Che merda di macchina, proprio. Sono serio.
Ma tu, ma invece di vendere armi, c'è bisogno che devi fare ste puttanate. Ma che testo di cazzo. E ti stavo dietro. Oh, aiuto! Scusami, scusami. Ti stavo dietro, solo che poi ho preso un albero e sono tipo volato via. Prima che non frena quella macchina. Bravo, sì, sì. Infatti penso che a un tratto mi hai visto volare. Oh, gattino non so che fine ha fatto, onesto. Non ho ucciso, l'ho visto che se lo portavano. Ma dove? Che cazzo ne so? Avevo sta macchina di merda, non potevo seguirli. Mamma mia, dove lo andiamo a trovare, mo? Aspetta, no. Penso sia lui. Penso era lui, poi non lo so. Sì, era lui. Con l'Alfa Romeo li stavano dietro? Sì, rossa. Bravo, sì, lui. Come faccio mamata? C'è tutte macchine di merda, va. Questa qua è aperta, quella di Camus. No, è chiusa. C'è radio? No. Buonasera, salve. Non accettiamo gente con queste macchine brutte, Con questi capelli di merda. Sì, soprattutto con quei capelli. Piano, attenzione. Che dovevo dire? Niente, abbiamo perso il gattino. Abbiamo perso il gattino? Sì, salve. Arrivederci. Buona serata. Torno dopo se vai. L'aspetto. Ah, questo che macchina di merda la Tesla. Comunque. Sì. Ma niente, che gattino stava... Chi? Quello là che sta in fondo? Che vuole quell'essere brutto là Ma sotto? falli spendere i soldi. Va, meglio. Ne sciso de. Ciao Andrea, benvenuto. Oi, salve. Salve, buonasera, Salve. benvenuti. Dovrei fare soltanto una riparazione. Certo. Faccio la fattura? Io ho fatto l'ordine, vorrei una pulizia. Io a lei non le faccio. Lei è Thomas Shelby, no? No, il signor accanto è Thomas Shelby. Non so chi sia Thomas Shelby. Quel vigliacco. No, io sono Christian. Ah, ho perso il tablet, aspetta un attimo. Mi dica nome e cognome? Christian Esposito. Christian? Sì. Ah, già sentito. E non qua in città, penso. Comunque. Sì, da poco più di una Lola Esposito, no, Christian Esposito. Christian Esposito, sì. Mi è arrivata la fattura. Pipì, appena non funziona. Ok. Ti giuro. Ti giuro che vado da Ferdi. Ma tanto lo so che non funziona. Poi una bella pulizia se possibile. Ah sì, quella roba là che non cambiava colore dici. Mamma, serio, quante volte l'hai provato? Ok, aspetti che gli do una pulitina e può andare. Vai. Hai visto che bel posticino? Ah, figo. Sana che auto. Lei ha fatto un salto di qualità, Da che girava quel Golf, ora la ritrovo con Mercedes. Ma chi? Sì. Lei. Perché mi conosce già? Beh, lei sono stato il suo aiutante alla sua prima rapina. Quando aveva preso in ostaggio sua sorella. Ah, sì, me la sono comprata oggi questa qua. Con i soldi delle rapine ci credo. Buono. Io non sto ascoltando. Però l'appunto rimane sempre l'appunto. L'appunto è sempre l'appunto, sì, per fare un po' di underground. Guarda, aspetta, resta. Abbiamo curato tutto a posto, ragazzi. Potete andare. Grazie mille. Io la vedo già. Buona serata. Buona serata. Aspetta. Buona serata. Te che cazzo vuoi qua con questa macchina del merda? Sì, si accendono, guarda. Buono. Bella. Hai capito? Sì. Dimmi. Buono. Hai capito chi sono? No, non l'hanno. Gattino, dove stai? Non hai visto chi sono? Raga, ma ero letteralmente ucciso davanti all'officina, non è che ci voleva tanto. Fra, nessuno era Non c'eri, Pete. Non c'eri. Sì, raga, stavo là.
Io sono uscito, non Vabbè, ma tanto ci hanno fatto un'azione di merda, infatti siamo andati in classe e tutto quanto. Chi era quella? Quella di prima? La ragazza che è venuta da prima là. Sì, vero, ecco perché te l'ho detto. Dove stai? Vuoi essere preso, Gatti? E il gattino è sparito. Ah, io ti devo lasciare il cibo, fra. Aspetta. Sì, meno male che un cliente mi ha dato. Oh, sto fatturando un po', eh. Non so se hai visto. Certo. Sì, va. Tieni per Ora, ad te, esempio, questa riparazione la devo segnare in fatture, no? Vero? che Nell'applicativo. hai mandato tu il... cioè l'hai fatto tramite il tablet? Sì. E allora no. Ok. Grazie per non so dove sta Mitch, ci stava con... Buonasera. Buonasera. Lo so. Buonasera, prego. Stava con Camus, onesto, No, non c'è. Ma non c'è che ha chiuso gli occhi oppure non ci sta morendo? No, ancora non l'ho sentito. No, Camus c'era perché ci ho parlato io, poi per venirti a raggiungere l'ho perso, fra. Vado un attimo. Attenzione. Ecco. Qui. Chi è? Scusi, non vogliamo queste auto qua dentro. Vaffanculo. Salve. Scemo, salve. Oh, scemo. E niente. Ho bucato la ruota. Scemo. Your call is niente. Vabbè. No, una roba assurda. Così meccanico una riparazione gentilmente. Ciao pazzo, Pietro. È una Oh, pulizia. Miccio, dove stai? Gli devo fare la fattura? No, perché me l'ha investita quello stronzo del micio, quindi no. Sta provvedendo il mio collega. Anzi, se Col mi può cazzo che la fa da vendere, me la fattura. se mi può vendere 10 kit riparazione, gentilmente. No, fermo, Allora. Micio mannaia, micio mannaia. È una bella pulizia. Fatturare. Forza. Mi scusi, signora Barbie, sono nuovo, devo... Cioè lui è un'anzianità più alta della mia, quindi sta a lui decidere cosa fare e non fare. Ma perché l'ha fatta del 2005? Per cosa? Hai detto 20 kit? 10! Ma in ogni caso uno costa 1000, così me ne stai vendendo 2,5. Oh, vabbè, davvero. Non ti pago niente, non ti Due pago. kit, va, 2 kit. No, ne voglio 10. Mamma, quanto è scontroso sto qua. Cioè, La riparazione è 500, giusto? Sì, ma essendo che ti sto comprando i kit, puoi evitare di farmela pagare, grazie. Appunto, la riparazione di vabbè, 500. ti faccio Sì, 7.500, va, 7.500 di fattura. Perché no, fai 10.000, e 1000 a kit. 7.500 sono 10.000, pagala, va. Non l'ho pagata, l'ho tolta. Che cazzo dici, ci sta Prima. ancora.
Aspetta, fammi Non controllare. ne ho fattura. Fammi controllare. Non ne ho. No, non ne ho. te l'ho rinviato. Non è vero. Nah. E mo ti creo un'altra di Ma 7.500. comunque, Vit, se qualcuno Poi. dovesse chiedermeli, invece, glieli Kit? posso vendere, no? 1000, sì, 1000. 1000? Sì, 1000. 1000 l'uno. Vai. 1000 lire, 1000 lire. 1000 lì, vai, spara un dado. E se dovessi ripararmi io la macchina mi devo fare da solo la fattura? No. No. Qua per Se terra tu stanno, hai- compa. Grazie, compa. Se tu gli devi fare la riparazione, mi fa aprire. Tu gli devi fare la riparazione, prima gli fai la fattura, gli dici il nome. No, se la devo fare a me stesso. No, vabbè, c'entra, a te stesso no. Quella bella polizia, Vitto! Ma è pulita già sta cagata di macchina. Ma la vedo sporca sta cesso di macchina. Devi pulire gli occhiali che hai. Non ne ho occhiali. Ah, no, ok, solo ok. occhiali. No, niente. A posto. Niente. Ah, no, no, Ora no, vedi, no. ha cambiato colore, Sale in lo vedi? macchina, Va, Trimo. va. Ah, Trimo che vado a vendere un po' di pistole. Va. Ciao Trimoni. Lavora un po'. Ciao, un pochettino, lavora che non fai niente. Non cazzeggiare lavora. solo. Caha. Non cazzeggiare solo. Check radio, chi c'è? Ciao, che macchina di merda. Il GT3 RS, fra? Ma non lo so se è quella là una macchina di merda. Comunque. O che dice? Tutto a posto. Abbiamo fatto un campo, ma. Cioè, i tizi. Vabbè, sì, l'abbiamo perso perché comunque è stato un po' too much. E niente, ci hanno tolto tutto, anche la radio, il telefono, il cibo. Miau. Come le merde. E niente. Ah sì, infatti immagino, perché comunque è bellissimo. E credo sia anche importato. No, forse non è importato. Boh. Miau. Allora io devo registrare una fattura qua, altrimenti poi la sta dimentico. Posso entrare? Dove? Dove vorreste entrare, fra? Chi è questo qua di 5.000? No, la fattura. Non la faccio. Ma non la puoi chiedere qua comunque, anche se fosse non decido io perché non è la mia. Allora. Oh, Mitch, sei in radio? Oh, ma ci stai, Gatti? Sì, ma sto aspettando Mitch, devo Ma andare a Mitch fare non una ci roba. sta, non ci sta Mitch, penso. Ma c'è un altro gattino qua. Menghia. Sì, è un altro mio compagno, è un altro gattino lui. Un altro gattino. Mi scusi. Bravo scemo, bravo. Mi scusi. Salve. Non Che sta si può succedendo? andare qua? qua dentro, Che sta eh? succedendo qui dentro? Sì, se è un gatto può. No, ha sentito la sua collega? Ma non è un Non collega. non è un collega. È amico, non so che cos'è. Ma È chi un amico. cazzo se ne frega? Non lavora qua, mi scusi. Allora, la fattura F6 a 6. Buono. Allora. Di euro. Sti poveri che vengono a fare queste fatture di 16k. Non ci guadagno niente. A posto. Allora. C'è posto. Forse uno solo. Ma stiamo aspettando un po' di giorni perché c'è gente un po' che dorme e non entra in città da un po'. PG, però ha risolto. Oh, ma questo qua sì. non è un gattino, questo qua è, non so, io sono È un un gatto pardo. bravo, Bigfoot. bravo, un Bigfoot, fra. Sale sulla panda. Chiaro. E chi te l'ha fatta la panda? Chi te l'ha fatta la panda? Ovvio, vuoi venire autodromo superiore, però. Volete venire pure voi sulla panda? Fatto dall'autodromo, ovviamente. Attenzione. Fatto ovviamente dall'autodromo. Occhio. Pure voi sulla panda volete venire? Prego. No, non ci No, tengo, no, vorrei restare in vita più a lungo Anche io, possibile. anche io. E ci ho messo il V18 qua. V18? Il V18? Aiuto. Minchia, mazza più soldi. Oh, vado. Aspetta, sali, mi metto una bella idea. Ciao ragazzi. Scemo, sali, che mo ti dico quello che facciamo. Prendiamo le mazze, andiamo un po'. Sali. Ho Prendiamo le mazze, No, ma Vladimir Kozlov è quello che gli ho fatto la macchina, ora. Si è fatta restare. 45 anni. Chi?
Vladimir Kosovo, là, voleva 45 anni. Ah, oh no. Avrà fatto qualche ingiustizia. Vabbè. E niente, va. Mandiamo il posto. Nel posto, volevo dire la cosa, come si chiama? No, ho perso la. Vabbè, va. Vediamo. Ecco. Salve. Ciao, Buonasera. riusciresti a farmi un kit riparazione veloce? Vieni, Certo, vieni, entra, certo. prego. Bene. Vieni. Dai, fargli la fattura, così io gli Subito. faccio. Se puoi scendere un attimo dall'auto. No, non fare quello là. Se puoi scendere un attimo. Un attimo buggata la visuale, tipo sembra che ho fatto un incidente. Eh sì, deve scendere un attimo. Infatti, sì, adesso gli si è ecco. smontato. Oh, che cos'hai sul viso? È arrivata la fattura? Ma come fattura? L'ho già pagata. L'ha pagata. L'ho pagata 1.300. Ho fatto riparazione auto. No, quella là No, no, costa di più, no, fra. E poi costa vedi, di ti ha più. distrutto l'auto. Vabbè, Ma dai. io ho fatto quella. E allora fa una cosa. Annulla la fattura che hai Non ho fatto, voglia va. di pagare altri soldi, Mica no, me li vabbè. regalano. Sì, vabbè, dai, mo. Annulla Vai, un attimo no, la fattura. va. Fatto. Collego il veicolo e glielo fa? Ti chiede di. Vabbè, c'è A l'ordine. posto. C'è l'ordine. A posto. Riusciresti anche a pulirmela? No, certo. Un attimo che te la puliamo. Pulisci i veicoli. Sì. Qua, sta qua. Aspetta, fatti pulire un attimo Ma la lei, faccia. scusi, cosa in faccia? Vai, Sì, va le bene, facce. grazie. Lei cosa in faccia? Mi scusi. Grazie. Ciao. Vabbè. A posto. Lo so, hai visto il paraurti che se ne veniva? Sì, Eh sì, però penso che loro non lo vedano. Ok, perfetto. Però, diciamo, quando la vanno a salvare nel garage, cioè, spero vada. Comunque dico, quando vanno in garage poi è sistemato, come devo dire. È pulita. Sì, non si salva distrutta, quello che io intendo, no? Allora, vediamo un pochettino. Chi c'è? Ma questo chi c'è on? LeBron James mi ha scritto autodromo superiore chiaro. Fra, non so perché non riesco a leggere le chat di altri. Manco io in radio non vedo. Beh. Questo canale radio sembra essere vuoto. Sì, vabbè, l'hanno, infatti non c'è nessuno. Sembra non ci sia nessuno. Oh, scommesse eseguite. No, fra, si possono fare di nuovo? No. Sì, di nuove scommesse. Si possono rifare? Sì. Ah, mo vado a fare un attimo il ludopatico. Allora, fammi bere un po' di Coca-Cola. Arrivo. Vai. Fammi mangiare sto wrap al salame piccante. Mi brucia il culo. Oh no, paraurti non c'è più. Ah, Luca Santoliquido. Oh, fra, benvenuto, buon pomeriggio anche a te. C'è un piccolo problema qua, che fammi vedere un attimo. Dovrei riuscire a. Vabbè. Allora. Ok, va. Arrivo. La nuova auto con prese d'aria. Oddio. Visto che qualcuno ha giocato una schedina, vorrei giocarla anche io. Vediamo un attimo.
Ma credo non sia così. Vediamo. Ah no. Salve. Salve. Poi, non c'è nessuno. Sì, Luca, è vero, le live sono belle perché comunque tu sai, fai, come dire, appunto RP, se riesci a fare RP, ma se fai la vita da criminale è un po' più difficile perché c'è gente che fa meta e quant'altro. Infatti se tu noti, è vero, è vero. Boh, non ti so dire, fra. Perché siamo uno dei pochi... chiamo gruppi che non fanno uso di scheletri, quindi... Oh, aiuto! Aia, che botta. Questa è stata dura, fra. E quindi niente. Sì, infatti se tu noti tutti quelli che fanno live, stream, come devo dire, fanno tutti quanti FDO, aiuto! O fanno tipo soccorso stradale, l'ambulanza, chiacchiere, nessuno fa mafia, insomma, fa gang, quella roba là. Vediamo. Allora, poi... Buonasera. Scusi, Salve. scusi. Salve. Buonasera. È meccanico lei? Sì, sì, sì. Mi sa dire come fare le auto, quelle tipo tutto arcobaleno? Sono io il meccanico. Ah, No, c'è anche... c'è il meccano. Meccano, prego, prego, venga. Allora, caro, per no. quel budget che lei Vieni un attimo. mi ha detto, non Dovrebbe possiamo fare fare, cromate, possiamo fare cioè quelle magari tutte- vecchi neri, Dovrebbe fare per ora e poi cromate, raccoglie dei soldi. Non cromatico, quello tutto arcobaleno, non si può. 21.000 se non sbaglio, Vediamo. aspetta di controllo. Guardi, se lei stesso sale nell'auto, va avanti un po', all'incirca qua, e torna indietro, con muscoletto e apre direttamente il menu, può constatare lei stesso Ok, i prezzi, può dare un'occhiata lei stesso. ok. Meccano. Mi Il dica? ragazzo qui in Panda mi dice che vorrebbe fare l'auto arcobaleno. Ho visto anch'io qualcuno in giro, ma in realtà non so. Esatto. Allora, deve andare su verniciature, nella selezione verniciature. Ok. Nella selezione ci dovrebbe essere camaleonti, una cosa di questo genere. Bello, Invece bello. di metallic. C'è normale, metallico, perlato, opaco, metallo e cromato. E deve attivare l'RGB o disattivarlo? Deve attivare l'RGB. Ok, ora può Ok, sbizzarrirsi. attivati. Prego, Oh. prego. Io sto facendo. Vada. Appena è pronto. Bellissimo quest'auto, complimenti. Un R8? Sì. Bellissimo. Io gli metterei un nero opaco. Un'auto del genere merita essere ben vista. Lo so Luca, che Metallico, non facciamo questo granché. tipo di Infatti carbonio. non facciamo granché perché Ecco, molto già ci spesso siamo. facendo Ho un bello, molto uno o bello, due, bianco, cioè bianco. ultimamente infatti, Mi scusi, ho li sì, attivati ma non funziona. Potrebbe verificare lei? sì? Oh, ma lei Sì, è un padre, peccato. non si preoccupi, cioè... Vediamo. Ora guardiamo subito. Ma io ci metterei anche le ruote a forma di dollari, Don. Per Sì, forza, dopo il massimo quello questa- posso farlo io. Solo In per, quest'auto per- merita. Sì, di brutto. Lei tutto bene, caro? Sì, sto visualizzando, grazie mille, gentilissimo. Vediamo. E di Diciamo, cosa? così Prego. forse. Ok, procediamo subito. Sì, ho ascoltato anche il suo consiglio, mi piace. Prismatico, questo qua intende? Allora, lei è il signor Alessandro De Luca? Eccolo. Più acceso non c'è. Procediamo subito. Forse penso sia dovuto al posto in cui siamo. Facciamo. Ah, ok. Fatemi vedere un attimo. Preso arcobaleno nero, niente. Mi sono permesso di darle un consiglio perché in un'auto del genere, ecco. Questo qua? Ecco così, perfetto, così acceso il posto, perfetto. È 800 il costo, ok? Ok, sì, dopo scelgo io le ruote che... Ok, allora annullo un attimo l'ordine. No, prego, non Devi si andare preoccupi. su Charmeleon, là, una cosa del genere, no? E poi mettere arcobali, no, mono... Che cavolo si chiama? Vabbè, ho dimenticato. Comunque c'è la Adesso... Sta bello così. Questo nome era già... Però lo Così, dire- verniciature, Sì, poi colore mette... primario. Sì.
RGB. E poi cos'è che RGB sono già attivi? Ok, fate cliccare su Charmelon, una cosa del genere. Ragazzo. Allora, PM. Charmelon. 564 PM 2. No, questo è il cromato. Ok, poi non deve mettere rosso, deve scendere un attimo. C'è vicino, c'è proprio arcobaleno forse se non sbaglio. Vicino a Più che monocromato. altro non sento proprio nulla perché ci sta musica. Non c'è un... Mi sente, eh? Ci siamo, procediamo. 2 cosmetici. Non c'era un tasto. Sì, deve fare slash stream mod. Credo. Chiedo scusa, per deselezionare? Le conviene rifare come le avevo detto. Esca da tutto e lo rifà. Eh sì, perché poi restano gli ordini in carica. Allora, 2 cosmetici. Quindi verniciature primario, cioè cromato. No, cromato, deve premere Chamelon o Caramellon, una cosa del genere, fra. Ma non lo vedo, cioè normale, metallico, perlato, opaco, metallo e cromato, non lo trovo. No, bello. ma ora ci ha attivato l'RGB? Sì, abilita RGB è selezionato. Ok, tolga allora l'RGB. No, ok, devo toglierlo, ok, ho visto. Di altri, ok, Camaleont. E per farlo acceso cosa devo fare? E poi deve scendere un attimo, c'è scritto tipo arcobaleno, una roba del genere. Sotto a questo qua che è selezionato. Molto bella. Sotto a monocromatico. Allora, un attimo solo, il veicolo è pronto, gli do una pulitina e glielo fa. Ok, ecco il veleno rosso. Questo viola. Rumore. Questo, eccolo. Ecco, sì, esatto, bella. La sua auto è pronta. Tanti chilometri, una buona serata. Perfetto. Poi gli interni, come faccio a vedere cosa c'è all'interno? Ma vabbè, cambia solo quello dell'interno, ma non tutte le auto cambia. Cara, ci siamo? Ah, ok. Come procede? Bellissimo con i vetrinelli, ruote. Sì, infatti farò questo. Da quel tocco di classe per ora per spendere poco. Andiamo. Ruote. Ok. Autofficina Savage. Assolutamente sì. Ma dove sono le ruote quelle esotiche? Siamo lieti di aspettarla. E deve cercarle tra l'elenco, quelle là sotto in basso se non sbaglio. Personalità di Benny? No. Belle comunque. Il colore forse stona un po'. Sì. Dollari dorati. Oh, top fra i dollari. Ce li ho io. Dollari, vero, Top. Mi dica se posso aiutarla. No, sto Qui, vedendo ok, dollari. E poi vado a colorare i dollari, tipo si può colorare anche i dollari. Dovresti poterli colorare, sì. Ha fatto l'ordine? Ok, sì. Ma già si sono messi... No, li devo fare io allora. No, ancora l'ordine non l'ha fatto lei. Non mi risulta. Ok, un secondo soltanto. Vada. Tanto gli diamo una pulitina. No, rosso troppo. Oro classico, mi sa. Dai, sì, lo prendo così. Mi scusi, io ho 24.000 come in carta di credito. Com'è che non mi fa... Forse aveva selezionato altro? Riprovi, vada avanti. Vediamo. Molto particolare quest'auto, padre? Bella. Allora, verniciature. Bit, puoi venire un minuto? Vai. Sì, andiamo, dimmi. Lui ha selezionato i vetrineri e già gliel'ha messi senza che glieli No, non c'entra niente. Fino a quando non paga l'ordine e tu non installi, lui anche se va a salvarli, diciamo, in macchina, poi non ce li ha, ok? Ok, perché non c'è le fatture né niente. Lui Sì, ci sono l'auto e tutto. Okay. Deve per forza, cioè devi installarli tu per forza, altrimenti l'auto poi le perde. Padre, come va? Ok. C'è un problema. Fatto. Allora, Adesso che devo fare? Deve pagare l'ordine. sulla carta C'è fatto? Ok, deve scendere un attimo. 24.410. Ok, l'ho anche full I vetri kittato, oscurati costano perfetto. 24.000. Perché non me li fa stare? Mi dice che non ho abbastanza soldi. A volte non funziona. Le faccio una fattura io direttamente? Sì. Magari entra tu in auto. E gliela faccio io direttamente. Sì, fai tu tutto quanto tu. Metti nessun pagamento, metodo, e poi Ok. gli fai la fattura.
Quindi devo rifare tutto? No, lei era il collega di fianco. Ah, ok. Lei come si chiama? Filippo? Io sì, Filippo. Filippo Turello, vabbè. Vabbè, il cognome è da evitare. Niente. Allora, prestazioni, verniciature sicuro, poi ruote sicuro. Poi che altro cazzo ha messo? Vediamo qua. Devo fare nessun pagamento? E Sì, poi farà lui? sì. Ok, nessun pagamento. Signore. Sì, mi dica. Ok. Sincero, io lavoro alla CR Roma. Beh. Ma qua è molto più bello. Ah, è vero, lavora là? Sì, e il problema è che sono un pippone, cioè proprio nella gerarchia sono proprio allo schifo, sono il peggiore. Pensavo mi stesse dicendo che è al top. Uè, dimmi. Guarda il tablet. Un attimo. Vai. Molto figo sto posto. Dimmi. Guarda, A zero. su, ordini. A zero? Sì. Ok, però l'importo l'hai visto quant'era? 24.000. Ok, lì fai la fattura a lui di 24 e installi tutto. Ok, allora cara ti faccio la fattura così procediamo e ti ho risolto questo piccolo problemino. Allora, installiamo la roba. Oddio, la macchina. Quindi questi che io ho, questi vetri sono già quelli della macchina. No, ora vedo. li deve prima installare. Altrimenti quando andrà in garage non li troverà più. Allora, lei è il signor Salvo Viscuso? Sì. Oh, ci sono un po' di modifiche da fare, Don, deve aspettare un attimo. Sì, tranquillo. È arrivata la fattura? Ok, fattura pagata. Io le faccio subito. Grazie. Allora, potenza, va. Oh, quanta roba qua. Ora che abbiamo visto sto colore, penso che farò qualche auto mia così. Posso dare del tuo? Certo, assolutamente. Mi dica, signor Viscuso. Per quanto riguarda il motore, che possiamo applicare? È il stesso, può vedere, un motore 4. Aspetta, ora per sicurezza lo sa che faccio. Le metto nel banco di prova e le dico quanti cavalli ha. Ok. Buonasera. Un attimo solo. Un attimo, abbiamo quasi finito. Cosmetici, mannaggia. Ci siamo. Allora, vediamo. Va, allora, cosmetici 1, va. Oh, cazzo, G4. Allora. Qualcuno lavora qui? Io, caro. Arrivo subito. Ah, ok. A posto, questo abbiamo fatto, le faccio una bella riparazione all'auto. Allora, lei come coppia massima ha un 4,57, potenza massima 609 HP, sarebbe all'incirca uguali, cavalli. Ok, 609 cavalli. Bella. È un'ottima auto. Credo che Si potrebbe potenziare ancora o... Sì, con il V12 si può fare un qualcosa. Vito, nel V12 nell'R8 si può fare qualcosa. No, tieni presente che quei motori là vanno benissimo sulle auto. A posto, no, un attimo. Vanno benissimo sulle auto che non camminano, ok? Tipo la Panda. Scusi, Don, se le dico che non cammina. Ma prego. Ha finito? Sì, basta? a posto. Sì, a Oh, posto. grazie mille. Vado in garage a salvarla. Sì, vado subito. Dicevo, a se salvare. l'auto è lenta, tipo questa qui, tipo la Panda, no? Ok, quindi per aumentare... Oddio! Scusi. Per aumentare la velocità può mettere il V12, ma se l'auto è già abbastanza veloce, anche perché questa qui è cosa, la RS3.
Questo è il Q8. Il Q8. Se visto essendo già abbastanza veloce, mettendo un motore un po' più grosso, non cambierebbe nulla, anzi alcune auto perdono anche di prestazione. Quindi le suggerisco di lasciare questo qua come sta ed eventualmente di fare il full kit. Salve. Con un full kit che cosa si ottiene? Mi spieghi meglio. Velocità un po' più velocità un po' più alta. Cambio motore, cioè cambio marcia un po' più rapido e poi turbina. Non me la fa modificare. Niente. Aspetta, provo un attimo io, posso? Ho capito. Penso che il prezzo sia un po' alto, però può farlo comunque. Ma i LED li voi rimettete pure? No, non ne A abbiamo. me me lo fa fare. LED dipende dalle auto, ma la maggior parte praticamente nessuno. Sono diciamo come dire modifiche non fattibili in questa officina. Qui possiamo fare solo vetri scuri. Ho capito. Va bene, grazie mille, arrivederci. Niente, salve. Quindi tutto a posto? Mi può aggiustare il cofano della portiera? Sì, un attimo che faccio per sicurezza. A posto. Allora, lei vuole la riparazione. Vi devo fare sta cosa qua. Come si chiama, mi scusi? Carlo Spetti. Buono. Un attimo che vi faccio la fattura da 500. Fare anche la pulizia? Sì, tutto compreso nei 500. Grazie. No, c'è qualcosa che non va in quest'auto. Me ne sono accorto. Aspetti, chiedo al mio collega, mi scusi. Carlo Sperti, va. Collega? Sì, mi dica. Quest'auto ha qualche problemino quel Ferrari là sotto. Ai, i Ferrari sono un po' problematici. Non fa cambiare nessun tipo di colorazione. Credo abbia la livrea a sto punto. Devi controllare un attimo quella cosa là. Alla livrea forse, vediamo. Vediamo subito. Ferrari 430. Ma qualcuno per caso ha visto se c'è il tizio del centro scommesse? No, io non ho cambiato niente. Credo che mettendola in garage e riuscendola a posto, normale. Ecco a lei. Grazie mille. Salve, grazie a lei. Collega, vediamo. Non fa niente quest'auto. Cioè, ho provato ad andare su cosmetici vetri, tipo l'ha cambiati solo quelli laterali. Sì, allora quest'auto se non sbaglio è una di quelle auto che non cambia in realtà, credo. Perché tutte quelle che vedo in giro sono tutte uguali, però... Gialli così, con il rosso. Sì. Mi avevano detto che il colore si poteva cambiare. Ai. Allora, clacson idraulica e vetri. Verniciati. Ma i vetri li volevo tenere rossi. No, ma una volta che lei va in garage torna rosso, perché non ho proceduto con niente. Però volevo cambiare il colore della macchina, che giorno non mi piace. Beh, immagino. Allora... ora così l'ha cambiata. Ma l'unica cosa che si può fare, mi sembra, è la cromatura. Nel senso, ora è cromato. Questo è metallico, però cambiando la roba del metallo... rimane giallo, ma può cambiare solo Sì, solo il tipo di giallo. Tipo metallico, opaco, cromato. Perché... qua non fa cambiare nulla. Allora, vediamo. Forno. Qua niente, infatti sì. Rimetti cromatico nel giallo. Cromato nel giallo? Sì, un attimo. Comunque è sempre giallo. Va, questa qua. Aspetta un attimo, prova a pulirla e vede se le piace. Ok. Perché un po' dovrebbe cambiare il colore, Beh, se zozza... diventa così. Io la vedo sempre... verde vomito. Sembra un verde vomito, non mi piace. Esatto, sembra un verde vomito. Ha pienamente ragione. Niente, proviamo uno opaco. Allora... Prova opaco. Sì, un attimo, stavo provando a cambiare roba, ma niente. Allora, opaco, così. Già comunque è meglio di quel giallo. Sì, già è meglio perché era troppo acceso il giallo di prima. Ma qui costa parecchio, no? Quanto costa? Allora. No, ho fatto un po' di ore. Un attimo, proviamo di nuovo. Sì. Qualcuno si vuole venire a fare la rapina?
Io sto lavorando, un piccolo gattino. Ah, ma tu sembra lavorare, eh? Sempre lavorando. Dai, prenditi un po' di pausa, va? Bevuto alla legge. Dove Perché sta? tra poi devo chiudere gli occhietti, per questo ti dico. Opaco, questo qua? Sì, quanto costa? 56. Sì, beh, ma tanto... No, La Madonna. Ma tanto serio, sta... immaginavo. sta già, Oddio. Vito. No, lasciamola così, dai. E Lasciamola allora così. Voglio fare 3v12. Poi Aspetta, quando ma mi faccio che- più soldi vengo. Ok. Aspetta, ma io a lui già l'ho sentito, te mica sei in polizia. Grazie. Io, Com'è? Sì, tu. carabiniere. Ah, No, no. lo sbirro. No, stava un poliziotto con la voce identica. Grazie lo stesso, arrivederci. Niente, grazie a lui che sei passato. Togliete queste macchine e queste cose, gentilmente. Vai, tolgo la palla. Grazie. Arrivederci. Grazie. Ma lei si chiama Arrivederci. Antonio, per caso. Ciao. Io mi chiamo Antonio. Tonino. Ok. Però tu magari non venire vestito da gatto, scemo. Aspetta, mi devo cambiare. Vado, Vito, vado Antonio, non devo l'ora. Vai, tranquillo. Devo vai. togliere il servizio? No, vai, basta Ma- che prima di no, staccare per lo forza, stacco. ora arrivano i soldi. Certo. La finanza, qua chiamo la Dai, finanza. te scendi. Te scendi Pronto? perché altrimenti... Perché? Dove lo ostaggio? Fermati. Non pensa. No, aiuto. Aiuto. Sale su, manda su, scemo. Monta su, no! C'è volitore di macchine! Ciao Leo, Però, grazie dov'è? di essere venuto. Stavo là fuori. Ma che Aspetta fai? che- Togli la maschera. No, devo... Ma... Vabbè. Perché? Devo posare, che faccio? Le poso qua il tablet e le robe? No, lascia, Conviene? tieni. Cioè, le robe che robe? Il tablet, basta. No, Perché? i kit di riparazione. ne No, ho tieni 3. tutto, fra. Ok. No, tieni tutto quanto. Rotta faccione gratuita attenti qua. che vi stavo per la luce. Se ti chiedono, digli che l'hai comprato. No. Aia. Pure tu, Antò. Antò, fermo. Oh, caccia. Aspetta, fermi che mi dà un colpo Scendi. muoio. Scendi, la sta demolì. Dieci, vatti a prendere Vito. Dammi da Vito, Poi bravo. dimmi. Ci vai a prendere qualche benda? Dobbiamo andare a fare una rapa. Arrivo. Vai, grazie. Illegali. Ma gli dici se mi apre la moto? Certo. Grazie. Più crivi. Gattino, ma vado in ospedale a prenderlo. Ma perché non le puoi prendere da qua all'officina? No, le avevo finite, fra, se no le prendevo già. Ah, va bene, non fa nulla. Oh, tu mi potresti prestare qualche benda, fra. Io ce l'ho, sì. Cazzo, spostati, caro. Punto. Normale auto a cerignola. Ada c'era. Aversa. Aversa la comanda. Distruggi. A fragola. Aia. Lasci l'auto. Guarda qua, demolizione. Servizio demolizioni. Sali, sei puntato. Sali, sei puntato. Vaffanculo, sto a fare servizio demolizione io. Sto lavorando, scemo.
Sali, Anto, sali, che andiamo a fare la rapina. Anto, vieni al garage, vieni. Registriamo sta cavolo di fattura, va. Ruote 1, ruote per 1. Questa cosa è la cosa più noiosa del mondo. Assetto 1 per 1. Cosmetici. Targa FL722. FL722. Shea. 14.600 euro. Va, andiamo a fare un giro, va. Salve, salve. Salve, salve. Volevo fare delle modifiche alla moto. Prego, prego, andiamo. Ok, aspetta. Che ha preso la Ninja? No, no, è tipo la CBR, credo. Ah, la CBR 1000, ho capito. Sì, esatto, esatto. Anche questa è bella, sì, dai. Yes. Entra, iniziata. A posto. Entra, non penso proprio. Che pensa di fare full kit? Circa, cioè non del tutto, però tipo magari, non so, compro tutto tranne la resistenza e il turbo. Ah, l'armatura Cosa intera, del sì. genere. Beh, il turbo è comodo, molto comodo, anche perché spinge un sacco la moto. Vediamo, dai, aspetta. Sì. Vabbè, sì, dai, posso permettermi. Chiaro, aspetta. Allora, bevo un po'. C'è un po' sete. Un po' fame. Ok, ho fatto. Fatto? Ho preso tutto, sì. Ok, allora vediamo un attimo. Carlo Crack. 4 potenza, un cosmetico, 2 verniciature. Un attimo. 4 potenza, cosmetici. Potenza.
Smanciato pure un Cosmo. Oh no, mi scusi, le è puffata la moto. Cosa? Va, C'è un andiamo. magazzino qua vicino. Sì, andiamo, garage, andiamo. Allora, andiamo, va. Che auto è questa? Credo sia il CL63. È a bit? Sì, di lavoro penso. No. Ok. L'aspetto lì, ok? Scusa. Niente. Allora, un attimo che le installo le cose. Ok. Allora, Honda CBR 1000, va. E vediamo, stock, va. Ho preso pure il turbo alla fine. Buono, va, buono. A posto, ripulisco la moto. Ah, grazie. A posto. A posto, grazie mille. Grazie a lei. Salve. Salve. Ma qua si fa da soli? Sì, può fare l'ordine e eventualmente io lo installo. No, perché magari non potevo fare, sono in città. Ah, ok. Capito? Sì, se vuole può farlo tranquillamente lei da solo e io vi installo tutto quanto. Ma non si posso fare il full kit da solo io? No, cioè nel senso tu puoi fare le richieste dei pezzi, lo paghi e io te lo installo. Ah. Ok? Tu ci metti tipo turbo, Quindi adesso sto motura. facendo l'ordine. Sì, esatto. Ok. Te vedi cosa cambia che sto mettendo tipo delle livree? Non credo che le livree sulla Panda funzionino. Non ne sono sicuro. Perché voglio dire una Panda. È una Ferrari. Allora. Vediamo un po'. Fatture, va. Ma sono tutti uguali, Claxon? No. Sta provando a suonare. Cioè, installi, metta un clacson e suoni, così nel caso sente. Com'è che si suona? Con, non so, con il clacson, con. Non so che muscoletto ha lei. Schiaccio io non va. No, non penso sia il clacson.
Cosmetici 1, va. Cosmetici 1. Para pam. Para pam pam. 7, 8, KP. Fratello, non mi modifica le targhe. Il colore intendi? Sì. Ma strano. Vediamo. Ma come cavolo si esce da sto coso? Ah, qua, ok, ecco. Vediamo. No, questa qua no. Questa è, vedi, è impostata uguale. Cioè, 100% posso metterlo o è illegale? No, no, va, poi se ti fermano digli che l'hai fatto in officina da noi. Ah, ok. Perché non tutte le officine sono autorizzate. Cosmetici ho fatto tutto. Sì. Ho fatto potenza, ho fatto solo motore, turbo. Trasmissione. Sì, metti la trasmissione al massimo, freni al massimo. Sospensioni. Eh sì, qua la puoi alzare e abbassare. No, armatura 0. Extra. No, la targa niente, però. Mi raccomando. Verniciatura. Ma rossa è bella. Però è una cavolo di Ferrari. È vero. Ruote. Sì. Anche queste non sono male, comunque. Personalizzate bene. Ma queste non sono quelle già cambiate. Ok, ecco appunto. Ah, ci sta quella dei dollari, bella. Però mi sa che su questa no. Guarda. Oh. Boh, ci sta. Ah, io ce li ho. Pista. Pista con le scritte non c'è? No, non credo ci sia la marca delle gomme. Sì che c'è. Ah, ecco, Atomic, bella. Sono troppo bravo. Mi ricordo i miei vecchi tempi di ritornare su GTA. Beh, sì, dai. Nostalgia così ci sta. Ti piace così? Con la scritta sì, bella. Ed è un po' che non le vedevo in giro. Ah, basta. Come pago? Effettuo ordine. Mi ha detto che devo riprovare più tardi. Come più tardi? Metto di non hai abbastanza soldi. Ah, sì? Vai, fai un bonifico, dai, sono 11.000. Ah, ma si 13.000. Dai, 14k, dai, fai un bonifico, dai, però. È un lavoro Sono di... città. È un lavoro di una settimana, non 10k. Oh, ma che cavolo stai dicendo? 11k, 13, 14k. Guadagnerai 7 milioni a settimana. Mica è mia questa. L'unica che posso fare è te li posso lasciare per terra, bro. In banca no, non ne ho fra. Ma così poi devo rifare tutto. Sì. No, aspetta, passameli. No, ma devi averli in banca, non puoi fare cash. No, sì, c'è anche l'opzione contanti. Come facciamo? No, non te li posso passare. Mi dispiace. Metti nel cruise. No, da Bibbia non posso. E sei invisibile, vedi? Non mi fa salire. Devi annullare l'ordine e rifarlo, fra. I vetri gratis mi sono arrivati, i vetri gratis. No, non sono gratis. Ma fra, sono tutti opachi e non ho pagato. E prova a salvarla, riprenderla e ti aspetto qua. Vediamo che fa. Se te li salva, buono. Ha capito, ma dov'è il garage qua? È in culo. No, qui esci da qua a sinistra, cammini un po' e sei arrivato. È vicino. No, non ci voglio, dai. Allora niente. Dammi sti soldi per favore. Ah, non posso. Perché? Perché se ti rilascio per terra, da Bibbia non te li posso lasciare. Perché?
È perché sarebbe come una donazione, però. Le donazioni non si possono fare. Fra, ma scusa, te sei mio amico, mi dai soldi. Che cazzo ti conosci? Ma scusa, ma perché non si può fare? Ma ragazzi, No, è serio, serio. Va, dammi il numero di telefono, va. Vai, tu do. Va. Funziona come su Emeralds? No, non lo so. No. Però comunque non nominare città esterne. No, io ho preso l'aereo da là. Ah, ok, sei venuto qua. Sono venuto qua con l'aereo. Però, ma io c'ho 18k in banca. E quanto ti servono a te invece? 14k. Ah, e allora è un problema di città. Aspetta un attimo. Vai, fammi modificare a me, fammi modificare a me. Allora, che hai Posso suonare il detto? clacson? Aspetta. Vai, scendi, fra. Aspetta, che ti faccio... no, non lo potrei mai fare. Devo fartelo io. Che hai fatto? Motore e poi? Ho fatto motore tutto al massimo. Ho fatto tutto al massimo tranne... Armatura. Tranne come cavolo si chiama? L'armatura, tutto al massimo tranne l'armatura. Vai. Vetri oscurati al massimo. Un attimo che sto mettendo il turbo ora. Sì. Vetri oscurati al massimo. Poi ho fatto ruote, ho messo pista. Allora, ruote, vado su... detto pista. Sì, pista. Dove Vai un po', sta? fammele vedere tutte. Ah, sotto qua. Sì. Allora, avevi la scritta Atomic, giusto? Sì, vai giù. Che mi ricordo io quali sono. Vai giù. Vai ancora. Non sono queste, vai. Vai. Te vai finché non ti dico stop, stoppati. Vabbè. Stop. Quale? Questa? No. Vai avanti. Queste. Ok. E poi cos'è che avevo fatto? Colore uguale. Che cosa hai messo? Colore uguale. Il clacson? Però penso che No, il clacson fa niente. Hai messo i vetri oscurati anche se ci sono già, perché magari non me li salva? Te li ho messi, sì. Quant'è che viene adesso? 10.240. Allora manca qualcosa. E può darsi pure che tu abbia provato a mettere la targa e mi hai detto però non funzionava, quindi ora costa di meno, capito? Prova te. No, non va, con la targa non cambia. Cos'è che avevo fatto? No, ma penso sia giusto così. Ma la targa quanto costa cambiarla? No, qua non puoi proprio cambiarla. Sì, ma lo so, ma magari se selezioni la targa costa... Vediamo. Targa costa 600. Ok, allora non penso sia la targa. Vabbè, manca qualcosa. Vabbè, vai. Fai, Allora, basta, finito. 10.240. 10.240. Metto a ordine. 10.240. Allora. Va un attimo. Ma le fatture come si pagano? Aspetta. Ora te la faccio. Ah no, sì, l'ho appena pagata una, praticamente mi arriva davanti allo schermo, sì. Ma non te l'ho inviata. Questa qua è. Devi fare muscoletto... non so che cosa. Ok, a posto, fammi fare... No, dove vai? Ma ma non me l'hai modificata. No, ti ho detto, ora me l'hai solo pagata, ti devo installare i pezzi. Allora, ma cos'è, adesso te tipo c'è un magazzino che devi fare avanti e indietro e montare i pezzi? Sì, bravo. Potenza qui, sì, no, serio. sul serio? No, ma è tutto insieme, Ah, ok, praticamente pigli una cosa e butti dentro. Bravo, sì, Come quando vedi quei video dove ci sono i vestiti sul pancia. Quando ci sono i vestiti su?
quando ci sono i vestiti sul divano si lanciano Bravo, esatto, sopra praticamente quello, sì. e si mettono automaticamente. Non è che Sì. hanno stoppato il video, se li sono messi. Sì, bravo. Allora, mettiamo la ruota, installa. Devo poi cliccare un paio di bottoni e si installa tutto. E poi di nuovo qua. Ok, ruote le ho messe. Ma io non le vedo. Check radio. Un attimo. Check radio. Oh, cazzo è? E la cosa è che almeno la riparazione posso farla io. Sì, se c'hai così di... come si chiamano? I kit di riparazione, sì. No, anche qua io l'ho riparata l'auto. Ah, qua dal bancone, sì, oppure dal bancone. Check radio. Appena check arrivo radio. qua, vengo qua e mi pago l'auto. Buono. Fatto. Sì. Dove siete? Officina. Aspetta, posto, il tuo sì. numero, Il mio? il tuo numero, anche se non ci vedremo più. No, perché mai? Vabbè, Se mandalo. sarà raramente. No, perché in realtà sono qua in vacanze, perché io ritorno su Emeralds, la mia città, perché praticamente sono stato bandito per 3 giorni. Ai, hai fatto il cattivo, immagino. No, ti spiego, un po' fuori il ti sto dicendo, ma ti spiego. Praticamente ho assunto uno nella mia fazione che non mi ha detto che il giorno prima era stato wipato. Ah, vabbè. Ma com'è che faccio ad accettartelo? Devi aprire il telefono e dovrebbe arrivarti e tu lo fai accetta. Ecco Vix, sì, ok, so io. Eccola. A posto. Ok, e io come te lo mando? Devi andare sul tuo numero e fare condividi contatto. Sul numero... E dov'è il mio numero? Devi andare sulla cornetta telefonica. Cornetta telefonica. Cornetta telefonica. Poi Il mio numero? Sì, condividi contatto. Sì. Ti è arrivato? Ancora no. Non l'hai condiviso? Ora sì. A posto. Così, ok. Sì. Ecco a te. Grazie mille. Ciao. Niente, doveva uscire il tizio. Portafoglio scarseggia! Portafoglio scarseggia! Non so chi c'è, penso che il gattino stava facendo... Oh, c'è una rapa. Sì, con Montana, Tony. Gattino. Ti hanno arrestato? Tony. E niente. Oh, c'è qualcuno in radio? Fino a poco fa sì, forse li hanno arrestati. A posto. No, ero con Camus, stavo facendo altre cose. Ma dov'è Camus? È uscito un attimo, ha avuto un attimo una cosa da fare, adesso torna teoricamente. Abbiamo fatto un po' di PvP e un bot e basta. Paramparam. Parampampam. Ma ce la dobbiamo fare un po' di regolamento, raga. Ma gli altri li hai cacciati fuori, quelli che non c'erano? Quelli che non ci Domani. Ok. Dallas, Comadino, Filippo Colonna, Ninja, Giovanni Grande, su 5 posti. Dallas non entra più? E che ne so, gli ho scritto, non mi caga. Ancora. Se non entra meglio, bamboccio. Check radio. Oh, Montana, dove stai? Buona. Chi è? Sono al 643 all'armeria. Ah, ok, ci stiamo io, Vito, Big e Mitch. Arrivo. Dove siete? Qua in officina, stavamo parlando, stavamo chiedendo di voi. Guarda che rende ho sentito, arrivo. Ma gattino dove sta? Ma che ne so, quello è andato a fare scendere up, secondo me. Ma vero, serio. Stanno Grimone. Oh no. Andranno accettati. No, 18 andranno accettati ancora. Sei destinato a stare senza ruoli.
Arriva. con Aspettate qua, cazzo. raga. Dai, che zitto che ti cavo la trachea. Upa, 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 upa. Dove sto andando, Big? Penso a prendere l'auto. Un'altra auto, intanto. Ahia. Wow, wow. E niente, salve. Ah, quanto è bella l'auto, cioè bella, oddio, un po' cagare, però è carina l'auto di dell'Imperiale. Oh, Mitch. C'era Pablo fuori in armeria che parlava con un suo collega, no? Io 4-4 mi sono nascosto dietro il muro, facevo zitto, cretino. Questo, ma chi è? Chi è? Pablo va avanti e indietro, ma chi è? Non lo vedo, chi è? Dio buoni, Pablo. Trappando come Pablo. Di chi è questo Porsche? Tuo? Bello. Aperto. Aperto pure. L'ho lasciato aperto perché è uscito. Ho fatto qualche fattura. Si fattura. Io ho fatto qualche 4-5 prima. Ho visto, bello, bello, ci sta. Ci sta un ordine fatto da questo Morris Amori di 5.000. Di chi è? Non lo so, ma è già da ieri che è qua. Ah. Beh, aspettiamo domani, nel caso lo chiudiamo. Eccolo, eccolo. Ciao Pablo. Niente. Quando come va, bro? Ma chi è? Ma chi è questo? Ma chi è questo? Cazzo fai la sicurezza qua tu? Lancella, sparati. Aia, ho visto un pugno, ho visto un pugno. Aia. Io non vedo, non sento e non parlo. Così là. Dai, che ti ho fatto entrare io. Ah, ti potevo prendere pure dal di fuori. Sì. E ora? Aiuta, aiuta!
Vedi che posso bagabusare quando voglio. Dillo. Ragazzi, che questo qua bagabusa, dove state? Quando servite non ci siete mai. Guarda che mo ha tolto l'arma per... Ah no, ce l'ho ancora. Oddio. No, ha tolto il silenziatore. Ah, ok. Ah, perché poi si fermano gli sbirri, il silenziatore è illegale. Immagino allora. abbia già Momento riscontrato solo questi problemi. Sì. Gli spasmi, fra? Sì, scusa, soffro di spasmi. No, di nuovo, tu cazzo. Anzi, Sono qua- teso, qua sono teso, posso stare, son qua teso. posso stare. Sono teso. Ho visto che sei teso. Wow. Ah, infame! Buonasera, ma ci sono dei palloncini sottoterra, tipo cose strane, cioè, dei palloncini tipo... Lo vuoi fare? No, la ringravido. Facci sapere cosa c'è. Ma qua non funziona, mi sa. No, qua non funziona. Ma quale ballezza è? Si chiama, aspetta. Anzi, col Però paracadute sì. potresti anche, tipo... Come? Volare, non lo so. Come si chiama? Niente. Bah, finito. Diceva che se mi spari domani ti pago il wipe domani. Sparalo. Domani ti pago il wipe, ti avverto. Non hai chiesto Porsche? Bello, Che bello tipo la cagata che hai tu. Ah, la trema. I can live the line. Quanto cammina sta roba? Share my mind. Senti un bel aperto, Anthony Johnson. Beh, direi. Frate, non sparava con la pistola, sparava con il lanciarazzi. Oh, compriamo una casa tutti quanti insieme, raga. Ci sta, ma partecipo. Vai. Vai. Io metto 2,50 €. Io posso arrivare a 5 euro, raga. Di più niente. A posto. Vabbè, ci sta, 10 ci sta. Vabbè, facciamo 3 litri di benzina, va. Vabbè, andiamo sotto i Pontos. Siamo in 4, facciamo un PvP. No, questo no, ti prego, mi sgrovescio a fare questo. Lo so, ho capito, ma stiamo qui, facciamolo qui, dai. No, vabbè, a parte che c'è il puff. Cosa sei? C'hai paura, scusa proprio. C'è il blackout fra poco. Ma quando mai? Tra poco, tra mezz'ora, dai, non trovare Che scuse. minchione, mamma mia, palle, che che frame lag, andiamo. Dai, andiamo. Vito, vieni. Ah, che palle. Dai, non fare il purista. Io voglio fare il purista. Ma c'è Corrado, sta facendo un film. Ma dove sta? Chi è Corrado? Ah, Corrado dei nostri. Sì. Dopo si mette a piangere, dai. Sì. Chiamalo, vedi se ti risponde. Corrado? Salve. Cosa roba? Salve. Io l'ho sentita, cosa ha detto? Prego? Non si può andare dentro qua? No, che le serve? Mi dica. No, io l'ho sentita, è sceso dalla macchina. Come? Che? Da questo lato si entra, guardi, c'è il garage di qua. Da questo lato. Sì, ma non si comprano auto. Io. No, qua è un'officina. Qua le modifichiamo e basta. Io ti sento che sei sceso dalla macchina dicendo ora rubo qualcosa. Ma che rubo qualcosa? Cosa vuoi che rubo io? Sì, vai. Sì, con i capelli rosa fino oggi. No!
non lo prendi da fe... Ma Batanca, ma che cazzo? Ma che cazzo è batanca sto schifo? aia! Chi è? Chi è? Chi è? Ah, il signor Casca. Ginocchio di merda. Si spara, si spara. È impazzito, è un cavallo, Oh, la finanza sta seguendo... Mitch. Oh, E a casa quella là, 509. Arrivo. Vito, La finanza sta inseguendo Pablo. Vito. Dimmi. Dimmi. Vieni, vabbè, niente, lascia stare. Ah, ok, se questo qua, con lui. E pure tu vai, ti do le chiavi così Aia! stiamo pure lì, tu per i soldi sporchi. Porta i soldi sporchi che hai, semmai. Li ho dati già a Camus. Perfetto. Sto arrivando. Ah, l'ha preso, visto? Vabbè, sì, ma... Uno così dove vuoi che vada? Ah, sì, quello pure. No, La stramorto di me. Continua giù. No, da giù se non qua. sbaglio. Ah no, su. No, 509, dove? Cazzo. Guarda, qua. Ah, qua, ok. Dove siete, raga? Ah, è giù, fra, non è questo. Ah, no, No, è questo. Sì, è vero, è vero. Attimo 509 a fare delle cose. Oddio. Sto fuori. Campanello. No, venite qua nella macchina mia. Ah, ok. Perfetto. Macchina sua. Dimmi. Prendete... Aspetta, 68 6 miei. Prendete ste munizioni, sti colpi, raga, e ste pistole. Dai, ok. Che palle. Ok. Andiamo. Ok. Allora, ti sto mettendo... Aspetta Sì? un attimo. Se ti posso chiedere un favore, questa qua è quella con il codice sempre? No, questo non ha Ah, codice. ok. Però, ma lo posso mettere, perché? No, perché se c'era non lo dicevi. Ok. Ah, perché sei qui. Sì. Tanto qua dentro, oltre a noi, non c'entra nessuno. quindi Bravo, sì. siete solo voi due avete le chiavi. Ok. Sì, più che altro per Sta casa la utilizzavamo prima. questo. Me l'ha detto Sì. Camu, me l'ha detto. Prima era tutto fatto in questa casa qua. È partito tutto dal di qua, quello che mi ha detto Capito? Camu. Bravo. Allora, continuate a mettere il restante. Dovrebbero essere 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 per 5. 40. Sono I 40, colpi. sì, sono 40. Ok, 40 pistole e 5.000 colpi intanto ho messo qua, va bene? Perfetto. Poi... Vabbè, qua droga, ma ho preso le droghe, questo lo devo dire a Camus. Poi... Allora, la cassaforte viene qua. Ti prendi una di queste. Non lo so, mettere un codice. Se le chiavi ce le avete voi due, alla fine gestitevi sta casa tutte e due. Uno si gestisce i soldi, uno si gestisce le armi. Aspettate. Uè, ma... Oh, a casa. Ah, ancora no. Stavo passando, 5 va bene? Vabbè, passate. Io sono insultato, lei si è sopra la piccina, ma ora stai cenando magari io. Va bene, ciao.
aspettate ragazzi. Va. Va bene, e comunque alla fine questa. Io mo vi faccio trovare qua. Amo! Oh, se sta venendo mamma, va bene, stai ruando. Ti occupi tu dei soldi lì? Io Sì, faccio armi? sì, tutto a posto. Ma uguale, è indifferente. Va bene, ciao. Ciao. Posso fare entrambi. Io faccio armi, tu fai i soldi. Ok. Va bene, alla fine sto parlando con voi, alla fine fate come volete, va, qua dentro le chiavi ce le avete tutte e due, quindi gestite questa cosa tranquillamente. Ora io comunicati, Stefano mi ha scritto buonasera Big che hanno restituito l'azione alla terra, posso avere, se no passa tutto a Vic, perfetto, mi ha già detto tutto. Allora, ora io aprirò un ticket, no? Sì, per amici. Ora aggiungere, oltre a rapine, comunicazioni, tutte cose, un altro canale chiamato Armeria. Vediamo se me lo aggiungono. Dove all'interno metteremo, cioè voglio sapere tutte e tre le armerie, ognuno di voi, chi gestisce le armerie, deve mettere un messaggio che lui solo può modificare. Io scriverò solamente i listini prezzi delle armerie. E lì dentro, ad esempio, tu che hai l'armeria, amici, no? Ad esempio 40 pistole, 5.000 munizioni. Quando tu toglierai roba da qua dentro, scriverai, aggiornerai il messaggio e metterai 39 pistole, 456 colpi, 4.400, capito? Così io, quando vi servono le armi, lo vedo direttamente dall'applicativo. Senza che devo venire qua a controllare tutte le armerie o mi dovete scrivere, direttamente voi aggiornate tutto là. Così io vedo, nella prima questa ad esempio l'armeria, mettiamo la terza, ne abbiamo due, altre due. Armeria 1, 2, armeria amici. Amici gli servono le pistole perché ne ha 5. Così io senza andare a vedere direttamente ogni caso, così farò pure in quella che gestisce Camos. Certo, lo farà più pure comodo, Camos. più comodo. Capito? Secondo me è una buona idea. No, perfetto. Se lo fanno sì. E così tutti sappiamo quante armi abbiamo, perché alla fine pure tutti i ragazzi vedono, aprono il canale, vedono abbiamo 150 pistole, ne abbiamo 80, ne abbiamo 90. Abbiamo 10, dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare più rapine per fare i soldi. Che alla fine io i pistoli li compro che i soldi. Amici, c'è una persona stressante qua che mi sta torturando per sapere dove sei, una Barbie. Aspetta un attimo. Fallo aspettare la Barbie. Allora, Alla vi ho fine- detto, Big, scusa se ti interrompo. Allora, sono 60 colpi, giusto? 80 Da dare? colpi. 80. Aspetta che me lo segno qua. 80 colpi. Beh, prima o poi la leggenda se hanno i colpi non fa niente, cioè dagli i colpi senza problemi, sempre. Ok, va bene. 80, 50, 30, se gli servono i colpi i ragazzi dagli sempre, capito? Cioè, io mo ne ho presi 5.000 perché già non li riuscivo a prendere, ora poi te ne prendo altri 5.000 e di solito ne prendiamo sempre 10.000 ad armeria. Perfetto. Questa ora poi la riempiamo, dato che la usate, ora devo andare a vedere le altre armerie, vedete, se non ho i messaggi devo andare a vedere le altre È una case, se, sbatta, è una capito, sbatta, se c'ho sì, armi, sì. se non c'ho armi, invece così su applicativo abbiamo tutto segnato, sappiamo meglio la situazione. Ottimo. Secondo me potresti fare anche una cosa, appunto, magari metti anche proprio il nome, il civico delle armerie, così almeno magari ogni tanto può capitare che ti dimentichi dove è un'armeria, dove è l'altra. Se puoi farlo. Vabbè, già... Vabbè, queste qua sono, dico, tu sai che Mitch è questa qua per dire. Camus è l'altra e tu ne penso ne abbia un'altra. quindi- Io ora vi farò un messaggio precompilato, voi tu che hai l'armeria lo devi aggiornare tu sul messaggio, capito? Sì, ho capito, tutto chiaro. Tolgo le chiavi dell'armeria, chi ha altre armerie le tolgo le chiavi. Le armerie devono essere gestite da persone che io devo sapere che possono scrivere in applicativo. Che mo c'ha le chiavi Amy, c'ha le chiavi quelle, se Amy vuole un'armeria la deve gestire lui e basta, deve entrare lui, deve segnare in applicativo tutto sistemato. Ma lui penso che lo faccia, lui ci sta spesso in Sì, città, scrive una pistola tolta e basta, sì. dato una pistola, però io non so quante pistole sono rimaste, quando io ne ho comprate 50, ora ce n'è 10, dove sono tutte le 40 pistole, capito? Lì sono Vabbè, state dobbiamo date, dirgli che però- invece di scrivere solo per dire consegnata a 1,80 colpi a quello là, devi aggiungere sotto, restano per dire Quello che 10. rimane, il rimanente. Esatto. Decidiamo di fare così. No, però se nel canale rapine non vorrei fare troppa scritta, capito? Rapine?
Cioè, nel nuovo canale che farò Sì. farò inserire, non Sì. vorrei fare troppa scritta, voglio fare solo 3 messaggi dove uno è Mitch, uno ad esempio è Emi e uno è Camus. Sì, ho E capito. loro tre devono solamente modificare quel messaggio ogni volta. Ho capito. Senza fare troppe scritte, capito? Sì, Quindi sì. alla fine se loro danno 8 pistole, poi lo scrivono su chat off, azione persa, una stronzata del genere, capito? Vabbè, dai, vediamo. Però il canale quello armeria lo vorrei lasciare pulito, così uno entra subito, vede quante pistole ci sono, 10, 10, 10, ok, abbiamo 30 pistole. Vabbè, ci sta. Dai, pistole e colpo, allora, faccio fare sta cosa stasera ormai, mo mi scoccio. Mo devo staccare. Va bene, io Qua aspetto fuori c'è che- pure il garage, quindi avete le auto quando state qua, potete parcheggiare. Beh, sì, comodo. Ok, Vito, Poi, facciamo una cosa, ti lascio sta droga a terra. sì. Poi gliela dai a Camus. Camus mi sa che si chiavi sta casa e ce li ha. Non lo so, la volete mettere no, nell'inventario? mi sa di no, Big, mi sa che non ce l'ha le chiavi di questo. Ok, poi dopo allora Nel caso, non so, glielo chiedo e... Vabbè, mettele nell'inventario qua, semmai più tardi, questa è non lo so, sta droga, 1500, che cazzo di droga è? Parecchio. Me l'ha data, gli dici il mercato. Sì, sì. Dici che già era pagata pure. Mi devo prendere 2 milioni e rotti. Da là. Vabbè. Per i soldi poi me li fai trovare qua o devo portarli io? No, ora ti sbrigo sta cosa dei soldi, mo devo staccare. Vabbè, Poi c'è vabbè. 2 milioni. Ok. Vabbè, ti lascio 1 milione, lo vuoi intanto 1 milione, ce l'ho qua. Ma lo appoggio qua, sì. 3, Va 4, bene. 5, 6. Ok. Lo appoggio qua ed eventualmente Metto qua. se qualcosa... In questa a destra. Va, ok. 1 milione. Vabbè, poi ti faccio trovare gli altri 2. Sì, ok. Tanto io di Così tu solito- da lì devi fare arrivare più o meno 10 milioni sporchi ogni 3 milioni, capi? Babbo, sì. A posto. Buona. Vabbè, raga. Ehi. Buona serata. Grazie. Ci becchiamo più tardi, stasera entro comunque. Sì, Va bene, ti aspettiamo. A dopo ragazzi, Va un bene, bacione. grazie. Ciao. Ciao, bello. A posto. Beh, io prendo... Oh, devo aspettare che... quest'auto qua, Devo va. aspettare mo che mi danno i ruoli. Ok. Sta aperta questa, vediamo. Sì. Andiamo a lasci. Aiuto. A posto. Oh, non si ferma più, brava sta macchina. Ciao caro, prego. Dove è andato quel fannullone di Pablo? No. Ma gli ha fatto fare morte nera a quello? Ah, sì, come? Era buttato in acqua. Ah, ok, buono. E poi ha detto, vabbè, passo tu. L'unica cosa è che si può prendere un bollino, gliel'ho già detto. porca Ma no, lui c'ha pure la clip di quello che lo insulta. Gli dice Sì, diczione di merda. no, lo so, però comunque volendo dall'altra parte possono dire ok, va bene, lui si prende la sanzione per offese, ma tu ti prendi la sanzione per tossicità. Perché Io domani torno a essere pulitissimo. Ma non so se tossicità, perché? Sì, è già chiesto in CAF, perché lo facevo anch'io, l'ho fatto sai quante volte. Che lo Finché butti un in giorno mare? poi uno, sì esatto, poi un giorno uno è andato in CAF e mi hanno detto questa volta niente, lasciamo perdere, ma la prossima volta ti possiamo mettere il bollino per tossicità. Così mi hanno detto. Ma non lo so, comunque sono azioni che tu puoi fare, secondo me. Che lasci in mare un tizio, come li lasci nei pali di cemento. Sì, però così mi hanno detto, quindi boh, Ah, boh, vabbè. non da evitare.
Sì, sì, dai, ci sto. Niente, volevo fare un PvP sulle 7:15. Mi chiamano Ma una domanda, tipo io che sono pappato, Vit, no? Io che sono? Devo... Che sono? Sono crashato, ecco. Ah, sì, ok. Devo entrare in servizio perché ho dovuto riavviare proprio il computer. Forse sì. Può darsi. Però ora ti risulta non chiuso uno. Vabbè, però capita anche a me molto spesso. Risulti a lavoro ancora? No, mi dice per uscire dal servizio. Ah, allora ci sei ancora, a posto. Però non mi sta dando lo stipendio. Non mi sta dando? Lo stipendio può essere? No, no, strano. Ora vedo. In caso tolgo i rimetti. Devi entrarci? Niente. No, non c'è No, nessuno. posto, No. posto. Io penso che tra un po' stacco, va. Anche perché tra poco c'era... Eh sì, c'è a tempesta. Un quarto. Dopo rientri? No, ancora. Eccolo, eccolo. Ancora. Eccolo. Che palle. Prendi, sei puntato? Ma quello là ti seguiva? Quello Sì. sì. La Levostor. Comunque io che aspettavo fuori dal 508. No, non stavamo là. Stavamo al 509. Ramà. Infatti. Dai, PvP veloce, dai, PvP veloce, dai. Dai, facciamolo, dai. Ora mi avete rotto le palle. Va. Andiamo. Lo faccio ora e basta. Andiamo, Pina. Come si fa qua? Lobby, va. Lobby? Michele speciale? Vai, sono io. Sì. Tu sei Michele speciale? Molto speciale. Molto speciale. Va, Questa lobby? Però non fare 10 minuti, fai 5 minuti, fra 5. Sì. No, 2 e 2. Metti un po' più grande. Ah, beh, addirittura. Sì, buono. A posto. Vai. Vi avviso che non so sparare. Chi si spoglia? Oh. Vi spogliate voi? Vai, Sì. vai. Chi si spoglia, raga? Chi si spoglia? Loro? Noi. Ah, voi. Quanto tanca sto schifo? Io tanco. Tu tanchi, fra. Guardalo che lo pre... Ma cagare, vai. Fatto il rolas. Bravo. Va. Quanto cazzo free lagga? Sì, tutti qua lo dicono. Ma perché la risale? Fatto due. È esploso in aria. E niente. Era appena entrato, infami. Sì, quelli così sono, fra. Così sono. Quello fanno questi qua. Guarda quel bot di Pablo quanto è scarso, fra. Cazzo spara di là. C'è sto sole dentro. Aia. Fatto 2. C'è Bella. il sole proprio in da face. Sì, è vero, c'è il sole, è un po' scomodo da là. Fatto 3. Attenzione, lo anticipa il Rolas. Pam. One tap. Pure io, one tappino. Porca miseria. Oh. Un tappino? Non so come sia un tappino. Ma secondo me, se qualcuno ci sta osservando... Guarda quanto tanca. Quanta tanca, Fatto. Ma se sparati i piedi, che tanco? Ma quali piedi? Ma cosa che quando salto... Ti giuro che ti ho preso 3 volte in testa. Da quella distanza 3 volte, ti giuro. A me? Sì. Ma come a me? Fra, noi stiamo insieme! No, non a te. A me. Bravo, guarda, continua a sparare, va, sì. Quello da dietro, fra. Niente.
Oh, Quello dove più, che mi spara sulle ciappette. I soliti che mettono i 5 quarti, va. Sì, vabbè, vabbè. Vezzo, sempre a te la stai vedendo. Ci avvio, ci facciamo un Phoenix, Tanca. Oh, Vito, fatto. Ma che... Ah, niente. Ah, doppia kill. Ma come fai a dire che tanto che se con un colpo mi prendi? Oh? Ma tu guarda, fra. Ma sono scarso. Esci, Antonio, esci, pezzo di legno, esci. Sono scarso. E cavolo si carica l'arma. Beh, basta, raga. Vabbè, Vito, non lo fai mai. Fra, ma non posso cambiare ne... Ma tu stai, come stai? In 5 quarti? Attaccato. A cagare, Pablo. Come stai? In 5... Cosa? Non ho capito che in 5 quarti stai? Sì, Bravo. 4 te, non posso cambiarlo io, capito? Che fai? Non posso cambiare tipo di risoluzione, qua. Ah, lo so. Capito. Bella questa! Che cosa stavo guardando, Mitch? I pali della luce, fra? Un po' c'ho uno, guarda, un po' Ma neanche, fra, Fatto, neanche. Eh sì, stavo caricando. Aspetta, faccio pure l'altro limone che è un topo. Stavo caricando, zozzos. Ehi, spara tu quando stavo ancora... Ma scusa, siamo morti contemporaneamente. Venire in città. Guardalo come cade. Guardalo. Basta, fra. Vito, grazie. Vito scontrino. Piglialo. A caso. Oh! Mamma mia, mamma mia. A caso mi hai preso, a caso. Mamma mia, troppo forte. Facciamo un'altra? No, ci riavvio, vai, 5 minuti. non ce la No, facciamo. ci riavvio. 5 minuti, ce la facciamo in 5 minuti. Ce la facciamo, 3 minuti. No, basta. Ah, Vito. Oh. La morte del Pensa che ti ho fatto due volte. Due volte. Ti stavo ricaricando. Sì, tutti così dicono. Stavo ricaricando. Quella è la scusa che uso anch'io quando... Sì. Forrace, sai? Niente. Ti segnalo per bug abusing, fra. Serio, non sto scherzando. Ti segnalo per bug abusing. Ma perché prendi quello se ne va lui da solo. Guarda che provate a prendermi, guarda. Va. Dai, trema. Capodocazzo. Che le arance appena frescate. Quanto è bella la llama? Fresche appena frescate. Scusi? Oh. No. Scusa? Ma che cazzo, che sta succedendo? Scusa, ok, grazie. E niente. Ma che sta succedendo? Dai, fallo vedere per te. Ma che cazzo? Ma cosa sta succedendo? Aiuto! Vabbè. Oh, andiamo su Phoenix. Ma state vedendo, Mici, guarda come gira intorno. Addio! Pezzo! Sono uccidere, pezzo, sono uccidere. Che sta facendo questo qua? Ma aiuto! Ma che sta... Prendimi in TH. Prendimi in TH, pezzo. Prendimi in TH, non mi uccidere però. No, vai. G. Ok. A posto. H. No, G. H, fra. Ok.
No, basta, basta. Ora ti lascio così. Bello, one tap, vai. H. H? Oh! No. E niente. Ciao, Vez. E niente, devo premere H, avevate ragione. E niente. No. Beh, ragazzuoli, io vado in che così poi stacco. Entro più Va tardi. bene, Vito. Aspetta che dopo. vai. Che cazzo rompe il vetro? Scusa, non volevo. Cioè, c'è la Dopo, maniglia. ragazzi. Ti ha bucato la ruota? Lo so, sì, infatti. È un trimone. Da parte di Vit, un colpo di trimone, per favore. Sì, serio. Avevo visto già, però non pensavo mi avesse preso. Aspetta, sono un attimo nei pensieri. Vai. Oh no, sto sbagliando. E niente. Perché rallenta sta cagata di coso qua? Ma boh. Eccomi. Sì, arrivo. 3 minuti, ci arriviamo, sì. Sì, metti la cintura. Chi poi. sono? Chi sono questi? Boh. Mi pare che sono loro. Dici? Sì, poi probabile. Metti la cintura, ce l'hai, sì? Sì. E l'auto non frena. E neanche gira. Oh, aiuto. Madonna, è un carro armato. L'imperiale sta diventando tipo il centrale. Non- 2 minuti, ci siamo. Alla grande. Devo togliermi dal lavoro? Sì, lo tolgo, usciamo. sicurezza. Anche perché ora inizia a diventare... Ah, bella. Uscire dal lavoro, basta. Ok, fatto. Ci becca dopo? Sì, forse subito no, fra un po' in realtà. Aspetta, chiudiamo qua la porta. Vai. Ok. A dopo. Ciao. Ciao raga, grazie di essere stati qua per un po' in live. Ci becchiamo magari più tardi, ok? Ciao.